Allora, tu vai qui, tu vai su, setto la lucina, quella un pochettino più... Forza Napoli? Una lucina così, Forza Napoli. un pochino sfumata. Ok, chat guarito. Si è caricato, ma il programma di chat non capisco perché ha volontà sua, una volta si apre, una volta no, una volta si blocca, una volta dà problemi, una volta lo apri e sparisce, non lo so. Boh. Allora, ok, già Marcone, Marcone, sono io. connetti con Twitch, ok, moriamo in compagnia. Chi non muore in compagnia, o il ladro è una spia. Continua. Allora, dovevo continuare io, mi sembra. Ok, sono la donzella bionda. Wow, se non lo conoscessi Ah, direi dovevamo che questo entrare posto è più nell'emporio Sì. decente. posseduto. Anche di più. Ok. Segnatelo. Ah, salvate Non proprio mi qua, perfetto. tentare. Ci pensate se la proprietaria fosse una serial killer che uccide adolescenti e li trasforma in pezzi d'arte? Faremmo centro. Oh, guardate. Telecamere! Hanno visto giorni migliori. Non ci saranno le migliori in vetrina. Guardiamo dentro. Ok. Peccato. Tanti Peccioso. saluti. Ti Possiamo hanno sempre andare al sgattaiolate negozio. dentro, per piacere. E cos'è che state cercando? Salve. Salve. Abbiamo visto le telecamere. Stiamo cercando una sostituzione per questa. Oh, ma certo. Prego. Venite pure dentro. Sembra troppo gentile la vecchia Gianmarco. No, lo butto nel culo, sì. Troppo gentile. Infinite curiosità con Chris. Bene, vediamo un po'. Forse dovrei avere una cosa che potrebbe interessarvi se la trovo sul retro. Fate come foste a Tu casa sei la vostra. mamma del killer. Ok. E date pure un'occhiata in giro. Non si sa quali tesori si possono trovare. Ok, Come a allora. casa nostra. Qui. Non so, lo trovo accogliente. In uno stile un po' capitalista. Vediamo. Ok, exploration. Allora, c'è una maschera qui. C'è la maschera di uno dei killer. Oh, che coniglietto carino. Bello, bello coniglietto. Allora, rapporto di Chiunque vendita, gentile possedesse signor questo Olson. posto aveva una gran bella sfiga. Per la valutazione del mio cliente voleva altresì che le porgessi condoglianze per la recente attività. C'era un altro proprietario prima. Ok. Il negozio è stato da poco ceduto a un nuovo proprietario. Ok, addirittura è una prova. Molto bene. Allora, lì c'è la maschera. Qui? Rado. Mettiamo ipoteticamente che lei trovi una telecamera lì dietro. Dopo che si fa? Dopo Si paga. abbiamo tutto per finire il film. E l'acciaieria? Lo sceriffo terrà d'occhio il cancello d'ingresso. Non riusciremo a entrare. Deve esserci un altro ingresso. Dobbiamo finirlo. Dobbiamo. Ok, che ster? Dobbiamo. Mi sono cacato sotto, ho detto perché le sedie fluttuano a testa No, che se sotto. pure io ho detto perché stanno Ho detto sopra. ragazzi c'è un evidente Ok, problema. Ok, va bene, va bene. Oh, c'è un uccello. Mm. Un uccello che all'improvviso si muove. E ci fa fare il giallo. Lì c'è una porta. Sì. Però io non Ci vado sarà là pure dietro qualcosa che può tornarci utile in mezzo a queste cianfrusaglie. con la signora anziana. Molto probabilmente un che. Qui c'è una luce rossa.
C'è uno smile. Uno smile. C'è un'altra TV, come quella che abbiamo vista nel sogno. Sì. Chi mai vorrebbe guardare questa roba super inquietante? È un corridoio. No, più che un corridoio è una strada. No, così ci sono i muri. Sembra una strada. Ma questi sono... Ah, sono muri. pareti. Sì. No, cazzo, pare una via. No, è una stanza e ci sì, sono hai delle... ragione. Aspetta, si sta facendo più chiaro. Piano piano col tempo si riesce a vedere meglio. Ma fa buh? Va bene. Sgronda. C'è qualche altra cosa dall'altro lato. Allora, vediamo prima di qua. Se l'abbiamo fatto per settori e abbiamo visto tutto. Non so cosa sia, ma sembra doloroso. Però è figo sto coso. Che cos'è? Così, qui credo, per quel poco che ho visto di Dead by Daylight, ci sono falce. varie cose dei vari killer. Già, Questa è una falce, lo zii. Questa è una cazzo di falce. sto negozio c'entra con i killer di Dead by Daylight per qualche motivo. Ah, è la raccolta di cose. Fortunatamente ho visto, hanno fatto un video approfondimento per il nuovo, quello nello spazio. Non l'hanno mai fatto finora, c'è mai un casino vederlo, però hanno fatto tutta la timeline che puoi seguire e ti puoi fare le scene alternative per andare lo a fare le vedemmo, cose sì, più sì, e quello velocemente. sarà molto comodo. Quello sì, quello è buono. È un nastro, ci serve. Prendi il nastro. Non prendi il nastro, non è che lo dobbiamo esaminare. Va bene. Fatto un'abile mossa. Non commenterò questo trick No, incredibile. vabbè. Ora già mi sta vedendo il dubbio sempre. Gli Ulcers. Defeso. Ok, tutto a posto, ok. Siamo? Posto? Sì, nel dubbio, sempre meglio controllare un attimino. Allora. Di qua c'è un altro bamboloccio. Questo è un altro che questo lo riconosco, il cacciatore. L'erede sorridente della tenuta Macmillan. La no. Macmillan, no. Macmillan, Edmund. Ah. Ciao anche a te. Per questo ti poso. Puoi spegnere gli occhi indemoniati per piacere? Ah, resta pure acceso. Bello. Spegnere? Dai, è finita la carica, dai. Va bene, Gianmarco, allontaniamoci da qua. Tu l'hai toccato, cazzi tu. No, è capitato. Muoiono i PG, poi c'è un casino. Allora, posso andare qua? Pensa che hai fozzicato, zii. C'è anche un'altra porta di là. Vediamo prima di Proviamo qua. No. Non agisce. Anche se è evidenziata, vero? Va bene, Sgrondel. Crotolo. Sgrondel va bene così. E qua non possiamo andare. E che si deve aprire quella porta e si è buggata e non si apre, Gianmarco. Puoi parlare con cosa? Campanello, forse? Parla. Ah, qua, ok. Se uscisse e si mettesse a rincorrerci con una motosega gigante, sarei sconvolto. Ma potrebbe pure accadere, Che fortuna! Questo è davvero un articolo stupendo! Sì, Wow! posso? Quasi uguale. Oh, insisto! No, l'oggi ci sta foldando. Ci sta foldando malamente. No, sei anche tu nel gioco. Io quindi... sono nel futuro, questo tuoi. Sì. Però rovinando il passato Forse ci sta riuscirei foldando a nel farla futuro. funzionare, Non so a cosa ma ti riferisci. non è esattamente quello che avevo in mente. Mhm. E per questa quanto vorresti? Ah, il prezzo è segnato su un cartellino, ma è troppo piccolo. Sì, Ho scordato vabbè. gli occhiali. Perché non guardate voi? Allora, c'è scritto $10, c'era. Sta a $10. $10? Ah, è ragionevole. Vero che $10 all'epoca erano un bel po', però $10 una telecamera Quella te ne ha dati 20 sora. magari è rotta, magari c'è Satana dentro. C'è Satana dentro. Per questo costa poco.
Però almeno non penso che devo fare un quick time event proprio adesso. Vuoi pure tu? Andiamo qua, ve la metto io quando è. Riconoscente. Ok, certo. Io penso che vada Ed è bene fatto per apposta un il prezzo articolo basso. del genere. Ok. Sta telecamera c'ha l'incubo Ti dentro. ringrazio molto. Grazie per la telecamera. Oh, ma non c'è di che. Per me è una vera gioia poter vedere dei giovani così appassionati all'arte. Già. Sì, siamo noi. Fai lo sguardo demoniaco, vecchietta. La vecchietta ha fatto il poldino. Ehi, L'ha fermi! fatto Che già. scema che sono! Avevo detto a mamma che avrei preso del latte. Oh, vuoi che... Tieni qua, torno subito. Ehi, Chris, sono finiti i soldi. Calza d'emergenza! Calza d'emergenza? Ma poi scusa, ho dato li accatta tu. Perdonami, datti per mamma ti dà marano i soldi. Allora, compra del latte. Però prima c'è da David Hasselhoff. Sul serio? Meglio sepolto, l'oscura mitologia del film perduto di Joe Blue. Non guardare oltre il velo, caro amico, potrebbe non piacerti ciò che vedrai, alcuni scritti segreti è meglio dimenticarli. Boris Karlsson, Il figlio del diavolo, 1931. Ci sono film andati persi col tempo che in loro assenza hanno sviluppato tutta un'aura di mistero. Questi film perduti hanno affascinato storici cinematografici e complottisti di ogni genere, non perché vogliono farsi ammaliare dalle performance degli attori o dall'arte del regista, ma perché credono che ogni filmato superstite raccattato potranno scovare una realtà più oscura catturata solo dalla cinepresa. Forse l'esempio più famoso di film andato perduto è I guai del santo assopito, 1954. Il tanto voluto capolavoro del leggendario produttore Alfredo Riveldo, Potentissimo. considerata il più grande film di Hollywood che non ha mai visto la luce. Questa epopea storica del XIX secolo ha visto un cast stellare riunirsi nel deserto del Moave con il ribelle idolo delle più giovani Andy Dean, che vestiva i panni del protagonista per la prima volta nella sua promettente carriera, per poi ricoprire successivi ruoli di supporto da bad boy in Labbra recluse, 1952, Piste scottanti, 1953. Ma la produzione è stata paralizzata da disordini e sfortune, diffondendo così la credenza che il progetto fosse maledetto. Una calunnia incentrata sull'insistenza di Riveldo nell'usare il luogo originale di un celebre massacro della guerra messico-statunitense. Nonostante ne risultò più provato della Sardegna, iniziò infatti a lamentarsi con i colleghi di una presenza oscura che lo osservava nel deserto e sosteneva di udire la notte le urla disperate di uomini caduti in battaglia che lo invocavano nel vento. Che sia stata solo paranoia, un attacco di stress o perfino una particolare intensa forma di immedesimazione? Innegabilmente però quell'ansia si tramutò poi in isteria dell'intera troupe quando l'iconico fantasma pentimento di Dean fu ritrovato abbandonato sul ciglio della strada nel deserto, con le chiavi ancora inserite e il suo tipico accendino aperto sul sedile. La produzione si arrestò immediatamente, ma di Dean non ci fu mai più traccia. Riveldo, affranto per la perdita del suo primo uomo, ripose su una mensola il suo capolavoro, mentre i pochi filmati esistenti non sono mai stati visionati e pare che siano sotto chiave in una cripta privata presso la tenuta di famiglia. Ok, si stanno iniziando a collegare le cose, Gianmarco. C'è anche la pubblicità del Protolodo Karate sotto. L'avevo visto. Molti partecipanti della produzione hanno preso le distanze dalle voci circa la scomparsa di Dean, tra cui una particolarmente insidiosa che sostiene che nei filmati rimasti di qualunque scena in cui venga ripreso Dean è praticamente impossibile non notare una strana nebbia vorticosa sullo sfondo desertico. Forse qualcosa che tramava nel deserto c'era davvero, in attesa del momento propizio per palesarsi e sequestrare la star del film per i suoi perversi intrighi. Film maledetti nella zona temporale di mezzo, e nel futuro siamo andati in questa villa dove c'è quella donna facoltosa che sta raccogliendo questi film. Quindi c'era il film che ha fatto la ragazza protagonista di questo segmento, però in passato c'è anche quest'altro film maledetto. Un'altra cosa strana, sì. Ok. Quindi è qualcosa legato. Ecco, esiste una lunga lista di film perduti che hanno dato origine a superstizioni e miti macabri. Quindi è qualcosa che riguarda i film.
C'è qualcosa pure là a destra, sempre sul bancone. No, aspetta. Qua, vedi. Cazzo, la radio. No, sempre i collezionabili. Utena tutto quanto sto coso. Vabbè. Però non li stiamo trovando. Non penso che non no. li stiamo vedendo un pochino dappertutto. Ma per il prossimo che troviamo. Allora, Bachecone. Falling the Fear Trap. Horror's Hottest Sensation. Un cabinato horror. Sì. È bellissimo. C'è anche il campione regionale del 1979, Danny Andrews. Campione regionale, ragazzi. Il più forte del mondo. Allora, E così la demoliranno entro quest'anno. Pensa un po'. la nuova fase del Il nostro rinnovamento film di sarà Seda l'ultima Reeves. Fai in fretta, registrazione assicurati esistente oggi la tua dell'acciaieria. casa. Quindi hanno buttato, rispetto al primo segmento nel passato, poi hanno buttato giù l'acciaieria e hanno iniziato a costruire delle case. Sì. Ok. It's Behind You. Ok, un film con un Dracula, va bene. La La finta mano no, è un film mio. Bomb Burgers. Ok, va bene. Allora. Oh, eccolo là. Dai, mi fai giocare. A quello. Mi fai Reagan giocare. non credo che sia la verità. Buonasera. Mi fai giocare. Dai, sì, fammi giocare. Gioca. Prendi i soldi dal casino. Ma sei Space Invaders? Mancato l'astronave dietro, porca miseria. Dai, almeno il primo, dai. 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 Regan, tutto bene? Ho preso la cassa di astronave. Ok, a posto. Allora, il latte è qua dentro. Oh, attenzione, eccolo qua. Scarpa fradicia, 4 nomi, 4 prove, mi dice di non avere fretta. Vediamo se era il terzo. Dice 3 di 12. Noi ne abbiamo trovati 3, li stiamo mettendo in ordine. Perfetto. A posto, a Perfetto. postissimo. Ok, non ne abbiamo persi niente. Che si dice Regan? Come va? Come la va? Vediamo stasera chi viene squartato. Saprei perfettamente Petardi dove e il metterli dentro brutto. Murder Accendi Moon, il se solo miciotto e avessimo un senti po' di che soldi da botto. spendere. Ma Accendi il ahimè, miciotto e non senti ne che abbiamo. Un petardolo. No, va bene. Allora, andiamo il latte. Ecco, proprio la busta di latte classica. Sì, prendi il lattosio. prendi. Stavi provando il nuovo Rainbow Six, l'aggiornamento. Ma me lo devo provare pure io in questi giorni. È tanto che non ci entro. Sarà un pochettino strano, però avevamo delle buone medie. C'è stato un periodo dove per 2 settimane di fila perdevamo tutti i giorni, ci eravamo abbattuti, poi abbiamo ripreso con grande stile. Chris. Sì. Robert, ma tu non Robert. lavoravi in biblioteca? E come lo sai? Non mi pare tu sia mai venuta. Io possiedo spie ovunque. Bello. Cioè, Linda. Però tu assomigli al poliziotto quello della prima parte, non è che sei il figlio. Comunque i libri non mordono. Passa pure. Ah, ma è Linda il topo. Direi che io sono più da cinema. Credo esista un topo anche di quel tipo. Meglio che di biblioteca. Guarda, noi chiuderemo tra circa 2 minuti, quindi... Oh, sì. Squillami. No, che ci sta provando, capito? Dagli almeno una risposta. Ok, sono Non ci 25 giocavo da quando avevo centesimi. 16 anni, sono diventato scarsissimo. Immagino che mo sarà anche pieno di nuove persone, so che hanno Non se ne ottimizzato un vedono bel po' mica le di soldi cose, come questi in quindi... biblioteca. Sarà un bel... Però noi lo Anzi, non se giocavamo ne vedono soltanto pochi. così per È divertirci, non volontariato. facevamo neanche nelle Se classifiche. ami leggere non è male, credo. Ci abbiamo Vero. fatto C'è una 800-900 bella ore. sezione horror. Non sapevo ti piacesse l'horror. Solo libri? Anche film o fumetti. Qualsiasi cosa trovo.
Senti, hai Melinda e io stiamo girando un film horror nella vecchia acciaieria. Vuoi venire a morire Ci con farebbe noi? comodo una mano in più se ti piacciono queste cose. Mi piacciono, e tanto. Però... Mio padre lo sa che andate all'acciaieria. No, Sorveglia Ah, quel perciò posto io come assomigli, fa. che È il figlio del poliziotto. Oggi ci si abbiamo cala fatto qua, figlio del effettivamente. poliziotto, è ma ci identico. intrufoleremo per girare il resto. Eccolo qua. È apparso dietro. Quanto mi piacerebbe partecipare. Girati un Partecipare a attimo. che? Ehi, pa! Sì, Eccolo qua. Chris mi stava parlando di... Di fare una raccolta fondi. per un cineforum. In biblioteca. Ok, Ok. vieni a casa? No, Ah, devo sì, andare a prendo fare solo lo forza zaino. fondo. Quindi lui comunque dopo aver sparato al killer è sopravvissuto. Cioè, ma il problema è chi è il bambino piccolo? Il bambino non lo so. Chris, scusami se prima sono stato un po' severo con tutti voi. Volevo solo che mi prendeste sul serio. Madonna, non solo una ruga di differenza. Sì, una soltanto. Sfrontata o provocatrice? Mi hanno detto di Frank Stone. Poi per lui Buonasera. bonsoir. Come si metterà adesso col poliziotto? Capisco. Mi hanno detto di Frank Stone. Devono esserci molti demoni laggiù. Tu prova il mio lavoro per un po' e ti accorgerai che sono ovunque. Ci sei? Ciao. Cos'altro ha visto lui là Ehi, sotto? ehi. Posso farvi entrare senza che papà lo sappia? Vi interessa? Facciamo un film. Proprio l'inizio di un horror. Andiamo nel posto. Mano, tocca a te. Ah, tocca proprio a me. Mano, tocca proprio a te. Porca puttana. Quindi mo torniamo nel presente. Ho indossato varie... Allora ragazzi, vedete quando ci sono le scelte se si attiva il sondaggio in chat e potete votare anche voi nel gioco. Professionale Dove eravamo prima. Frank Stone si fidava di me. Mi aveva permesso di sprigionare tutto il suo potenziale durante quei giorni cupi trascorsi. Dicevi che nel prima non reparto si sono attivate. psichiatrico. Ok, mo rivediamo un attimo mo. Un nuovo aspetto, una nuova linea temporale, una nuova possibilità. Era sempre lei. Ammetto che vendergli la telecamera è stato scorretto, persino per me. Non potevano nemmeno immaginare il potere che aveva. Proprio una cessa. Né quale crudeltà li attendeva. Ci ha poldato e ci sta poldando anche nel futuro a sto punto. Ma quale creatura che si rispetti non soffrirebbe per Non la propria volevamo arte? soffrire. Vabbè, ha deciso esso. Non sono d'accordo con questa cosa. Va bene. Ok, siamo tornati nella Villa dei Misteri, ok. Questi muri hanno gli occhi. Quindi oltre alle colline anche i muri hanno... Ok. Allora. Ho avuto un altro incubo. Ragazzi, vedete un attimo? Vedete se vi appaiono che non c'ho la schermata di Twitch sotto? Ma dopo appena finisce la scena controlliamo un attimo.
Quanto ho dormito. Io neanche La vedi che ricordo magari la d'essere bambina è pronta. lei. 15 minuti? 20? Potrebbe essere. Pare sia stato un sogno un po' intenso. Forse. Beh, ci sono abituata. Un attimo, che è successo ad Augustin? È andata. Andata? Parlava di affari urgenti da sbrigare nel Ok, suo mo ventennio vediamo col privato. prossimo se Ehi, lo ora che vedete siamo svegli, tranquillamente. Perché dimentichiamo noi l'abbiamo Augustin attivato e dal menu parliamo principale, del non penso devo mastodontico rimetterli elefante dati come nella l'altra volta, stanza? se no giusto un attimo. Ah, Grande, più o meno quanto la pellicola di un film. Ah. Quindi agivamo tutti in segreto prima, eh? non è il mio film. Non l'ho diretto, ci ho lavorato. Giusto. Non è neanche nella mia filmografia. E intendevo dire che noi non ci stiamo sbilanciando con le pellicole. Oh, sì. A prescindere da questo, è di sicuro il progetto più rinomato che sia associato a te. Sono anni che i collezionisti di film maledetti sono sulle sue tracce. E ora siamo qui, tutti, con una piccola fetta di questo mistero. È un momento storico. Quindi le nostre pellicole fanno parte di questo film che hai fatto con i tuoi amici? Perché Se non sono dei falsi, sì. Il mio è vero. E tutto quello che hai detto sulla maledizione? Furie omicide, interrogatori della CIA, dissociazione della realtà. Perché è così raro che pochi sono certi. Dicono. Se Augustin vuole le uniche parti rimaste, dovrà pagare. Perché credete lo voglia tanto? Cioè, non è davvero maledetto. No. Non voglio Ha pensare. girato un film maledetto con Siamo una qui, telecamera dobbiamo maledetta. vendere le Non è sezioni maledetto. del film. Ora non mi interessa altro. La provenienza è un fattore importante nella vendita. Anche i moventi. Non so tu, ma io vorrei tanto capire perché Augustin vuole disperatamente questo film tutto per sé. Beh, prima regola degli affari, cerca tutte le informazioni sull'avversario. E non so voi due, ma io ho Sei una un po' in voglia dubbio, matta di Regan. curiosare in questa mega casa dell'assurdo. Tu sei sicuro che possiamo? Regista? Preferisci stare qui o sbirciare un po'? Ok, vedete se va. Sopra. Sì, dobbiamo capire il mistero misterioso del Voglio mistero. esplorare. Ok, sì, funziona. Disturbing the peace. I went to my eyes. Look into my eyes. Domani aprite Steam, aprite i vostri telefoni se avete Android o iOS, scaricate Persona 5 The Phantom Che Prince stai e aspettando? giocate gratuitamente. Ok, pre-download già disponibile. Con una stanza così ci fai davvero Giocate un un'ora e gran mezza al figurone. giorno Mi e vi segui? completate tutto. Sapevo che Augustin fosse ricca, ma fino a questo Tanti punto... piani da esplorare, tanti misteri. Così non hai Va studiato il tuo benissimo. pollo come Va pensavi. bene. Negli affari non si chiamano così. Attento alle Le tue trappole sono mortali. truffe, non affari. Non Domani sottovaluterei esce il mio Persona intuito. 5, quello che Fossi te. ho portato anche Molta io carne varie al fuoco volte in da cui live la potremmo versione cinese. trarre Esce la versione tutto. global ufficiale. Domani è giorno di festa nazionale per me. Già è presente su Steam. Potete andare in questo momento su Steam, è presente la pagina del prodotto e prescaricare il gioco. E domani mattina si attiva. Io l'ho scoperto per caso, quindi visto che ho amici che seguivano la cosa, almeno sono riuscito ad avvisarli e già si stanno mettendo a scaricare il tutto. Mio fratello, come l'ha saputo, ci si è fiondato immediatamente. Noi siamo pronti perché la Gilda, io ho detto che la farò e la faccio appena il gioco Ok. me ne dà la possibilità. Chi vuole Allora dimmi tutto ciò partecipare? che sai su C'è manco Augustin. tantissimo da fare, solo
sono 3 Augustin fight a Lieber, settimana. collezionista d'élite di manufatti arcadi. Una volta che vi siete fatti la Finge squadra di potete essere pure negli lanciare il affari, fight in È automatico. E attenta a nascondere le sue vere intenzioni. l'importante è fare punti, Non la questo è vedi. l'importante. E? Ah, e non E c'è da quando bisogno sono di usare qui, punti, ho soldi o osservato crediti particolari per fare queste riflessioni, modalità. atteggiamenti, Potete fare ogni volta i scenari, tentativi di fight che tutto volete il senza profilo. problemi. Ovvero? È una collezionista strana. Del macabro. Super macabro. Diciamo che esce qua dentro. E prende ciò che vuole. Beh, notevole. Bene, tocca a te. Tocca a me. Ti ho detto cosa so e ora tocca a te. Hai detto già tutto tu? Cazzo devo di più. Ehi, aggiornatemi. Allora, avete trovato qualcosa? Niente. Ma è presto. Non quanto pensi. Su, continuiamo. Ok. Perlustra l'atrio. Ecco. Un oggetto maledetto, l'unica cosa che mi colpirebbe una motosega, qualcosa un pochettino particolare. Io Uno dei adoro parrucchini il di tuo Pippo look, Baudo, comunque. oggetto dell'occulto. Oh, grazie. È italiano? Cioè scarpe e cintura? Questo posto Lo sarebbe so. perfetto per Ho girare preso un tutto da un film, non tipo. c'è dubbio. Amico di Ah, un si tipo può che esaminare guarda il i pantaloni. quadrone. I pantaloni li ho presi da questo tipo e me li ha sistemati un altro che conosco, che è Sarto, che mi ha dato il blazer, che è tipo un'edizione VIP super limitata. Il tocco segreto? Vabbè. Sì? Dolce vita al negozio d'usato. Vabbè, Scandalo. Vero? Va bene, va sono bene. senza parole. Allora, Oh, vai tranquillissimo. oh, vai Solo Gianmarco, mosso premi. analogico. Sì, premi Gianmarco, va bene. Devo Pulisci, fare io? pulisci, sì. Pulisci nome. Archibald, Non passaggio pensavo si segreto. attivasse già Un qualcosa. suono davvero Posso rivedere? strano. Ma... Guarda gli occhi per un attimo. Ok, no, non è il quadro con il buco dentro. Il nome è Archibald Macmillan. Ok, Gianmarco, passaggino segreto. Allora, Era sulla sinistra. No, dietro. sì, no, lo so. Ah, ok, stai dando prima una... bisogna definire dove ci fa salire. Però va bene. Allora, c'è un alberello che è molto bello. Destra, sopra, sinistra. Non ci sono. Giù. Tanto hai capito, come ti muovi nella direzione giusta, ti fa una specie di zoom e prendi altri dettagli. Voi parlate Niente. pure? Tu parli? No. Non fanno Ok, niente. su qua. Eccola là. Ah, Vabbè, sala di controllo, ok. giusto? Hogwarts Ok. Legacy. La stanza era security. Oh, Ehi, là. oh là là, però vieni da In dietro, ogni scusa. stanza della casa. Sei un pelino oltre la normale sicurezza. Cosa intendi? Ho la Allora, sensazione che la padrona di Vento casa Verrai, abbia edizione, parecchie cose di valore e calcolature. voglia tenere d'occhio ogni è un sostanza. macchinario. Sì. Ben più verso destra. Home. Non so. Forse un forno a microonde? Non credo. Agustina è interessata ai macchinari temporali. Aspetta, però, aspetta. Mo' tu mi devi spiegare, no? Il gioco andava abbastanza coerentemente fino a mo'. Perché mi fai vedere quella cosa? È interessata a macchinari temporali. Quindi tu protagonista, che cazzo ne sai che quello è un macchinario temporale? Lo so. Ti trovi un attimino con la logica? Capito. Gioco indicati sul temporale, porca la È miseria. interessata ai macchinari temporali. Sì, va in salumeria, 2 fette di prosciutto e una macchina del tempo. Va bene. E per loro è normale, va bene sta cosa, va bene. No, guardavo un pochettino tutto, la telecamera è spenta, Sì. non c'è segnale. Magari è dove lei non vuol far vedere quello che sta facendo, mettiamola così. No, non c'è niente, c'è nient'altro. Altri oggetti non ci sono. Sicurezza, qualcosa?
Oddio, vedendola così mi ricorda la macchina del tempo di Quantum Break. Toh, mettiamola così. Quindi lei è appassionata di Quantum Break, anche a lei piacciono i giochi Remedy, anche a lei piace Alan Wake. No, allora si deve salire per forza sotto. Non si può salire sotto. Controlliamo gli altri piani, sì. Ehi, fermi un attimo. Cosa? Cornutone capo e stavimo, te ne vai. Bravo, Regan, hai Voglio guadagnato sapere come punti. avete avuto le Bravo. vostre parti del film. Oh, beh, Ciò è fa il tutt'altro che un marinare. segreto. Ecco, la chiudiamo, che una Mesi volta fa, iniziata dopo bisogna la morte chiuderlo. di mia mamma, È l'ho peccato mortale. trovata fra le sue Tu di cose. chi sei figlia? Maddie, qual era il suo nome? Quale delle due? Era Bonnie Rivera. Esatto. Ok. Tu come lo sai? Siete Sta capendo i identiche. collegamenti. La conoscevi? Se la Tanto formula tempo magica fa, contro ogni maledizione di praticamente qualsiasi una vita. tipo, sì. Nel momento in Suo cui uno è fratello più giù, Jaime uno era carica uno gli dei miei squallori e migliori si sente amici. molto Zio meglio. Jaime. Io non l'ho mai conosciuto. Non sapevo che Bonnie non ci fosse più. Già, Però è Bonnie successo che figa è? all'improvviso. Che l'altra Era ragazza, no? la sorella del ragazzo, non ricordo. Media. Era la panchettona, forse. Ma vediamo i nomi dopo quando Eh. switchiamo. Bello. Ok. Effettivamente, Sten, c'è un collegamento mo tra tutti e tre. Sì. Aspetta un attimo, come siamo collegati? Cioè, Non è una casualità che siamo qui. tu, figlio di puttana? Non mi dispiace un po' per la ragazza. Cambio scelta. Non so se se la prende. Boh. Può essere il gong? Ok. Dimmi di te, Stan. Dove hai preso Ok, la la tua prima laurea? risposta è quella che vale. Wow, beh. Questa è davvero. Perché non un'ottima ho domanda. empatizzato. Scusaci, però abbiamo Vabbè, ero capito anche curioso. io. Che è molto costosa. Qual è il tuo prezzo? Facciamo che ne riparliamo dopo. Vabbè, Però ha traslato. Allora, Sì, ha avuto un attimino di sliding doors così. Ok, noi possiamo vedere solo sta linea temporale qua. Non abbiamo gli altri. Prova a vedere le altre linee temporali, magari ci sono. Jamie. Chi è Jaime? Ah, lei è vero. È la sorella dell'altro ragazzo. Allora è la figlia della sorella, ok. Chris Jamie, sì, ok, quindi questa era cosa, ok. Ok. Va bene, quindi è morta anche morta, va bene, bello. Se abbiamo capito bene il collegamento, comunque abbiamo capito dove. Sì, va. Quindi sono tutte persone collegate comunque. Però Michael Jackson, tu che mandi soldi in Africa perché la speranza torni a vivere, ricordati di noi che siamo a Napoli e un disco faccelo anche per noi. È vero. Bella statua. Metti quelli, Anche se le manca un pezzo. metti un po' di raccolte. Eh sì, dobbiamo No, trovare ce l'ho qualcosa. proprio fisse quando c'ho un momentino di malumore. Metto gli squallori e subito torna la tranquillità proprio. Wow. Il problema è Certo dove. che nella famiglia di Augustine si somigliano un po' tutti. O Qui forse ci vuole gli uno piace più sgrondel. vestirsi. Oh, Guarda che gioiello. Ottima foggia. Io se vado a casa di qualcuno e vedo una porta così, io alzo i tacchi e provo ad andarmene. Sì, qua manca qualcosa in Ci manca uno degli altri bussolotti nel mezzo. Allora, vedi il libro forse sulla scrivania si poteva esaminare? Sì, no, non vado a Ah, ok, no, pensavo non l'avessi visto. Ah, sta là, ok. Salve. Il volto del male, la vera storia di Frank Stone, È stato Sam raccontata Green dall'uomo a che l'ha chiamare fermato, Stone, sceriffo non il Lloyd sindaco. Cusick. No, Potrei aspetta, però. scrivere un libro migliore di questo. Prova a girare Ma infatti dietro. non è vero, non l'ha ucciso, non l'ha fermato questo. L'ha fermato sempre. Questo ha scritto una storia, si è inculato la storia. Sì. Figlio di puttana. Ah, ok, ci sono proprio le pagine del libro, ok. Mi sospetto ci fosse qualcosa.
è uno di quelli che è arrivato con la chiamata d'emergenza, è Hanno stato il angolato la primo ad storia. arrivare, quindi lui sarà diventato famoso e si è appioppato la storia, che poi sarà arrivato lì, io l'ho ucciso, ho salvato lui che sta a terra svenuto, Ma che monnezza. poldato proprio, madonna mia, scendi un pochettino, grazie, ce ne sto... Sì. Lui è il primo che è arrivato dalla chiamata e si è inculato tutto. Gira la pagina. Ok. Allora, adesso venne fuori che Storno faceva parte del programma di lavoro per detenuti siglato dall'acciaieria Sedat. Il blocco notice che abbiamo trovato. Avvocati, giornalisti, ok. Ho sbagliato. No, buono. Vai di qua e scendi solo un pochettino col dialogo, che ci sono alcune cosine sotto, giusto per avere... Ok, grazie. Dicevano che Stone doveva avere un complice per fare tutto ciò che ha fatto, io però non me la bevo come sempre, perché so per certo che ha agito da solo. Quindi c'è un complice effettivamente, ok. Ok, prova a girare la pagina. Allora è fornuto. Quindi ci sono solo questi due, ok. Faccio sopra. No, ci sono solo questi due, ok. Guarda, girare. Ok. Non si vedeva una descrizione dietro, girandolo qualcuno sospetto che Frank Stone avesse compiuto i suoi crimini aiutato da un complice. Per ora lì non mi esce, non so perché. Coadiuvato. Non riesco a dirlo. Non so, mi sta antipatico. Chiave, quindi serve una chiave, un oggetto per lì sopra e un oggetto per la porta qua. Oh, un altro cioschino. Sì? No. E che faresti No. se fossi qui al Le posto cassettine mio? queste qua degli attrezzi No, sono sempre per fidati, farti tu vedere quante ce ne scaleresti sono. i muri pur di uscire. Chi? Stan? Mm. Neanche tra No. 1.000.000 di anni. Col cavolo. Va bene. Salve. Parlava da sola? Questo posto ti piacerebbe un sacco. Ma con la mamma forse? E poi forse cacceresti me a calci e terresti tutto per te. Con chi parli? Oh, no, non stavo. Ti ho sentita. Regan, però la violenza ingiustificata, poi povero Stan ancora non ha fatto niente, No, sparare in lascia- mezzo agli occhi. Al momento Subito. sembrano Quando è tutti morta buoni, sono ma così cioè il vuota. sospetto che uno anche di quelli che stiamo utilizzando nei vari Sembra momenti di sia un vagare in cattivo un che sta incubo senza facendo fine, da cui non mi una sveglio buona mai. cosa. Non penso che ci sia solo Il tempo l'entità non cancella grossa. chi hai perso, ma ti aiuta a superare la perdita. Lo spero davvero perché a volte mi sembra di impazzire, come se fosse lì a guidarmi, cercando di dirmi qualcosa. Perciò sono qui. Sembrava come se me lo avesse chiesto lei. Lo so, hai detto che è passato parecchio tempo, ma puoi raccontarmi di lei a quei tempi? Ah, caspita. Beh, era la ragazza più ostile mai vista. Anche conoscendola. Faceva tutto ciò che voleva e nessuno la fermava. Sì, tipico della mamma. Hai qualche storia? Abbiamo appesa prima, vediamo un attimino di darle un Nostalgica. pochettino di soddisfazione. Sì. Sai un po' che penso a una cosa. Non l'ho mai raccontato a nessuno. È stato molto tempo fa.
Dei ragazzini giravano un film. Jaime, Chris e io. Ho i ricordi molto confusi sull'accaduto, ma c'è una cosa che mi è rimasta impressa, nitidissima. Quella notte tornavamo a casa con la nuova telecamera. Eravamo davanti a casa Rivera. Il garage era spalancato, illuminato. E il più assurdissimo cazzo di rumore che avessi mai sentito si propagava da lì in ogni direzione. E lì, proprio al centro, c'era Io non credo di aver mai visto qualcuno così totalmente in armonia con se stesso. L'unica cosa che importava era quel preciso momento. Nient'altro. Bonnie era così. Grazie. Ok, Ragazzi, abbiamo bilanciato un attimino Cioè- la situazione. Ok. là. Cosa? Cosa c'è? Non vedo niente. Ah, là. C'era qualcosa là fuori. Mio Dio, ma Sì, lì c'è qualcuno. c'è qualcuno. Sì. C'ho la prova. Abbiamo trovato il provolo. C'ho il Provoz. Mi ci manca ancora di capire che, cioè, dove ci stanno inculcando. Credo che Augustine si aspettasse una cosa del genere. Con tutte le telecamere presenti qui catturerebbe un topo. Con tanta sicurezza dovremmo essere al sicuro. Quindi, Madison, dite che dovremmo trovare Scusami. Augustine e avvisarla? Anche volendo dirglielo, non sappiamo dov'è. Ha detto che andava Ce la nel suo troviamo. reliquiario privato. È lì che si tengono i manufatti, no? Ma se sono ovunque. Giusto, quindi Pensa che se c'è là voi dentro. aveste una stanza privata per manufatti Dietro la super porta, quella speciali con e il mega super cancello. costosi, forse li terreste dietro a una porta come quella? Ha senso. dobbiamo cercare il bussolottolo. Per me da lì non passa nulla, neanche i suoni. Il che potrebbe renderlo il posto più sicuro, con o senza Augustine. Ok. C'è un po' di problemi al collo, sì, sì, sì. Se ne sta cacando sotto. Oh, attenzione. Attenzione, mi sembrava una persona di colore. Mi ricordava un pochino il poliziotto. A lei. Finiamo tutte le sequenze articolate e complesse. Le fa tutte cose su. Io sto nel cinema. Il fantasma di Cedar Steel. Siamo tornati. Ok. Va bene. Ma che stanno facendo? Non c'era riunione prima delle riprese. Il furgone è già pronto. Ho letto un articolo che diceva che le ragazze in ritardo non sopportano i ragazzi che si agitano. Si sentono oppresse. E ti serviva un articolo? Pensavo potesse esserti utile. Io non voglio opprimere Chris. Solo abbiamo da fare. Mhm. Oh, ecco qua. Ragazzi. Giusto in tempo, dai. Bello questo momento in cui stanno riflettendo. Io mi immagino che nella vita reale succede sta cosa, si apre la porta di casa. Tu resti sì, cazzo 8 dici? secondi così e poi... Buonasera. vabbè, Ciao. ci sta riflettendo bene. Ehi! Ci sta riflettendo bene. Bellissimo. Aspetta, mo scatta. E vai, certo. giusto in tempo. E vai! Buon lavoro! Quindi c'è stato sto silenzio, e vai così. Cosa? Io non Niente, devo cerca supporre, la logica che solo questi di non due farti siano notare. morti. Bonne osserva.
Cioè, ne parla Magari sempre. riusciamo a farli D'accordo. sopravvivere Passato. tutti Siete se tutti ci pronti impegniamo e per iniziare la ragioniamo con le riunione? scelte Sarà giuste. una grande C'è la nottata. possibilità. Wow, Loro non potete due non capire. solo, Ho sì. letteralmente il cuore a mille Non in questo credo possa momento. cambiare Sapete questo. Allora, per che storia prima qualcuno è è capace che possibile muore, però trovare quelli che tutti gli controlliamo, che articoli dei possiamo giornali. effettivamente quelli sì. salvare. Quelli Hanno certo. tutto lì. Forse No. vengo Dimmi con di loro più. che Ho succederemo passato in quasi tutto il acciaieria. giorno a cercare qualsiasi informazione sull'acciaieria, su Stone, gli omicidi. Siamo L'acciaieria seduti di su una Stone, Stone dannatissima miniera nell'acciaieria. d'oro. Giornata produttiva. E sì, mi ha Ah, aiutata il no. mio assistente. Nonché Questo è figlio Alfio. dello sceriffo che ci sta cercando. Oh, a proposito, e adesso che sei ufficialmente un membro della squadra, dovrai indossare la maglia. Ecco Wow. qua. Questa... Vabbè. Fantastica. Sono onorato. Sai, da strisce si capisce. Prometto che Minchia. sarò il miglior produttore secondario mai visto. Assistente. Sì, quello lì. Ci sono io. Momento, fermati un Non attimo. iniziamo questo. Ci è arrivato Katzen. Aspetta un momento. Wow. Ma dov'è lo sceriffo? Ah, ecco. A papà non è mai del tutto andata giù. Ma non l'ha acchiappato lui? Dipende da che Sì, tipo di striscia Ma poi. il merito l'ha preso tutto Kuzic. Ecco No, qua. questi sono La bravi gente di qui ragazzi, lo stanno sapeva, tranquilli, ma- non toccano certe cose per Fai fortuna come vedere? dovremmo Qui fare va indietro di tutti. 10 anni, con tutti i dettagli disgustosi che la stampa ha omesso la prima volta. E si Ok, parla un po' Frank più di Stone, mio stiamo padre. iniziando a capire un Questa pochettino è di roba cose. pazzesca! Stiamo girando il film nello stesso punto in cui è successo! Imbattibile! Calmo, tranquillo. Tanto noi andremo là che ci piace oppure no. Non è che c'è la scelta, senti, togliamo il game over, è finito il gioco, Prima deve arrivederci diventare ragazzi, la live è maledetto per un finita. motivo, quindi l'arma fa. Noi sappiamo che ci sono i demoni e c'è un problema, loro non lo sanno ancora purtroppo. C'è Frank Stone. Però a breve lo sapranno sicuramente. Suppongo di no. Non è certo da tutti i giorni. Conto su quello. Ma quindi dovremmo andare? Sì, solo piccolo cambio di programma. Ci siamo accorti leggendo gli articoli che forse è possibile trovare parti dell'acciaieria che sono collegate ancora di più a Stone per girare. E controlleremo qualche minuto per... Non ci resterà molto tempo. Fidati, vale la pena. Forse è l'unico modo per Adesso tornare sì. all'acciaieria. Allora, guardati intorno nel garage e poi parla con Linda. Ci saranno i copioni. Allora, Di certo non manca a nessuno. alla fine di un'era, oggi ho un problema con le parole con Inizia da questi. Quindi varie stiamo coppie. lettere. Sì, non so perché. Ormai con le Qualsiasi lettere cosa oggi. che si riferisca a Troppo luoghi aggiornata di precisi programmazione fa nell'acciaieria male che possano effettivamente a collegarsi a vedere le Frank lettere Stone. diverse. L'acciaieria Chiude è per enorme. sempre. Ecco perché so che c'è Quindi qualcosa che sono non abbiamo ancora successi trovato. casini. Sicuramente Cioè, possibile. Lo ho chiusa troveremo. tutta l'acciaieria. Sì. A fanculo ce l'ho fatta. Sì. E la città è continuata ad andare avanti e stavano costruendo gli appartamenti così come abbiamo visto lì al negozio. Ok. Guarda qua. Si teme un autunno disastroso per l'acciaieria. Parla di Frank. No, parla della Cioè, mentalità Cioè, in realtà dei qua lavoratori. ancora devono iniziare a costruirli. Erano depressi. Che ancora questo è devono un radere al articolo di suolo. giornale del All'acciaieria. 67. Non O proprio. forse nel presente Gente che dove ci sta la lavorava, villa o di licenziati. quella e l'ex Cavolo. Dove hanno acciaieria. costruito le Un anno, case, due prima sì, degli potrebbe omicidi. essere. Magari è giornalisti quello il adorano fatto? Frank Stone. Dove Segreti fare un del turno killer di Stone 12 vengono ore. Ci sono alla un paio di luce. articoli come Allora. questo. L'acciaieria stava fallendo. Ma se non parla di Frank... Non so, è tutto. Non ci stava con la collegato. testa, ha riportato A lui, l'operatore della al suo modo di fornace essere, Bobby o al Rivers, perché ha fatto quel uno dei che ha pochi a fatto. rilasciare una O dichiarazione sbaglio? pubblica. È la tua opinione da esperta? È un presentimento. Anche l'ex affittuario Stone compiva gesti stupidi per non dare nell'occhio, fingendo di non nascondere nulla, ma passandoci del tempo insieme, guardandolo negli Poi occhi oggi ho si preso un capiva po' che di per la questi. testa gli passavano strane idee, Necrologi. idee che Uno del neanche periodo voglio degli immaginare. omicidi. E di un po' prima. Ma a destare ancora più scalpore Bella sono le pensata. crescenti voci secondo cui Stone è stato assunto dai proprietari dell'acciaieria, la famiglia Tester,
nonostante un precedente penale per violenza. Conte, ben collocato al corrente della questione, ha dichiarato al Tribune che l'assunzione di Stone all'acciaieria faceva parte di un programma di reinserimento volto a reintegrare nella società gli ex detenuti. Noi chiaramente ci siamo messi in contatto con la famiglia Tesser per ricevere dei commenti sulla questione, ma al momento non abbiamo ancora ricevuto alcuno. Ancora ricevuto alcuno? Sì, alcuno. Finisce così. Cazzo, Finisce con non vada alcuno. bene tutta Langston ha questa commesso storia diversi di Frank omicidi Stone. prima di andare al lavoro. Una giornata qualunque. C'è una cascetta. Tumult interview. Intervista a Tom Holtz. C'è l'intervista a Tom Holland. No, credo che potremmo trovare un po' a YouTube, si può. Oh, oggetto acquisito. Pippo Baudo. Questa può Aspetta. tornare utile. Aspetta un attimo. Allora, vediamo poi cos'altro c'è. Le Mocò de Belgrado. Ok, va bene. L'oracolo dell'omniverso. Guru Connor Barnum. Sei riccio. Ti senti in trappola? Stai davvero vivendo la tua vita o ti limiti a sopravvivere? Questo universo ti soddisfa o sei ancora in cerca di una verità più profonda che trascende questa realtà? In Oracolo dell'Omniverso, l'esperto guru Connor Burnham ti guiderà in una serie archetipa di letture, sciamaniche e meditazioni erudite che non ti forniranno solo un apprezzamento ampio e profondo per la quotidiana magia del nostro mondo, ma arricchiranno anche la tua consapevolezza dell'infinito in modi che solo i più dotati possono percepire. Bello. Dominando la profonda conoscenza racchiusa in questo libro e raggruppata dal guru Barnum tramite i suoi studi delle tribù più prossime all'illuminazione, qualcuno dietro la fabbrica dell'Enel, forse, tanta luce, tanta illuminazione, Dici tu? non so. È stato l'Enel? Anche tu potrai assimilare la saggezza del disegno degli antichi e riemergere dal bozzolo dell'ignoranza per liberarti sulle ali della beatitudine cosmica come una farfalla di illuminazione. $7,95. Possiamo anche leggere un estratto. L'effetto Enkidu. Ok. È stato con le mie pratiche apprese durante i miei viaggi nell'entroterra americano che ho potuto elevare la mia coscienza al punto da poter visualizzare un'altra Cedar Hills, oltre il velo della nostra realtà. Questo fatto di Madison che sogna la foresta, che è una delle ambientazioni di Dead by Daylight, e si è sempre capito che è una specie di realtà alternativa, magari questo alla prima occhiata si vede che è una specie di ciarlatano, però effettivamente è venuto qui, ha visto qualcosa, tu lo prendi un pochino in giro e ti dici che cazzo ha visto questo, ma lui in realtà davvero forse ha visto qualcosa. Un omniverso. Pazzesco. La visione appare di non ho tratto due conclusioni. Per esplorare più a fondo quest'idea bisogna considerare alcun e poi non possiamo girare la pagina. No. Ok, magari ci sono sempre solo 2 pagine per libro, poi si cambiano pure in automatico prima di uscire. Un libro che sostiene che esistono più versioni di persone e oggetti nelle varie realtà. Qui possiamo sentire la cassetta. Qui ne apriamo sempre per sicurezza, ma sempre 3 ne abbiamo. Uso oggetto. Sì, me lo ricordo come fosse ieri. Non ho mai vissuto nulla come quella notte, né prima né dopo. E dubito mi ricapiterà mai. Cavolo, non so se ne sarei mai uscito vivo senza Sam Green. È un eroe. Peccato il merito vada a quell'inutile sceriffo. Peccato davvero. Sospese le ricerche all'acciaieria. Ma Sam Green era furbo. È venuto da me e mi ha detto che dovevamo perlustrare tutta l'acciaieria. E se avessimo aspettato un secondo in più, Esattamente quello che abbiamo fatto all'inizio del gioco.
Sam ha eliminato Stone giusto all'ultimo. Una scena da film. Si è fermato bello. Stavo cercando pure di Come capire se cazzo si fa a prendeva un po' di pausa. Grazie Va bene, a sta a Holt, posto. nessuno dubitò del Ho scoperto che rapporto. Tom ha smesso di bere grazie alla gentilezza di Da sé, allora no che siamo non stava rimasti bevendo amici. più il Quando il signor guardiano. Holt Vai è a morto, è sì. stato mio padre a tenere Ok. l'orologio funebre. Allora, qui non possiamo fare altro, in casa non possiamo andare. Tabellonze? Tabellonze si può vedere. Tabellonze. Allora, guarda. Murder Mill. Sì, c'è tutto lo script con le scene. Oh, vabbè, si stavano mettendo proprio in modalità super seria sì. e professionale. Vabbè, il cinema è nato anche così, quindi Loro ci va tengono a benissimo. questo progetto. Poi che saranno morti tutti, è un altro conto. Effetto farfalla, causa effetto. Volevo Vai in stare un luogo zitto, ma indemoniato, effetto puoi patata, venire a essere tutto. fatto a pezzi. Questo. Capisco. No, insicuro no. Ci vuole bene, ti ha dato pure il bacetto prima. Preoccupati più sto fatto che è ossessionata da sta persona e per fare sto film voi potreste rischiare, eh? Dal sergente Stone. E tu, soldato palla di merda? Mi sta pensando. Ah, che cazzo chiedo? Le patate. Ho fatto il bucato. Ho fatto il bucato. La sua ossessione per Frank Stone e Poi- gli omicidi ha un qualcosa di intenso. Sarà perché non è di Cedar Hills, ma sai, se fossimo noi le vittime, o le nostre famiglie, Ma così non è. anche a te non frega niente. Non è che non mi frega, è che è stato molto tempo fa. E Chris è contenta perché alcune location si adattano bene al film. Tipo questa. Guarda, Ha fatto tipo una mossa di Kung Fu all'improvviso. È Vabbè. proprio parato. sarebbe una nuova scena. Scritta tu? Sì, Chris lo sa? gliel'ho detto ieri sera. Oh, le è piaciuta? Se c'è tempo si fa. Questa sala con la fornace è perfetta. No, È la no, morte, è la morte no, sua, Gianmarco. no, non si La fa. stanza della caldaia nell'acciaieria indemoniata è la morte sua per girare un film, Gianmarco. Incoraggiante, È sì. una no. cazzo di figata Mamma che mia. ci porterà alla morte. Ah, l'idea è sicuramente interessante. Fa una scena nella fornace, c'ha un certo stile, se la sai, se la sfrutti Ma non bene. te ne vai nella, No. nella fornace lì dove è morto lo spirito di Frank col palo in bocca così che viene evocato e ti ammazza. Risparmi pure sugli effetti speciali quando poi la devi montare, capito? Vero. Figata. Spero ci sia tempo. Grazie, pure io. Nel tempo speriamo di restare in vita. Cosa? È una foto di Frank Stone. La data? Oh, sì! Cosa? Di prima degli omicidi, prima che capissero che fosse Frank. Riguarda l'acciaieria. È una specie di pubblicità per attirare nuove reclute. Ehi, questo La cos'è? scritta? Operaio Frank Stone, officina. Bingo! Officina, eh? Dobbiamo girare lì, ovvio! È il posto giusto! È perfetto. Beh, Perfetto, andiamo? Gianmarco. Ok, gente! Gianmarco, è In perfetto, trasferta, porca è giunta miseria. l'ora di uscire e girare a più non posso! Forza, andiamo! A correre Il a tempo più è non denaro, posso. Giriamo un film! Vai, andate ragazzi. Vai che ci divertiamo, vai. What's a Scooby-Doo? Ho pensato la stessa cosa, Gianmarco. Ma sì, ma vieni pure tu, dai. Tanto tu sopravvivi per forza perché hai fatto una figlia. Ma che cosa state lavorando, piccoli idioti? Ciao. Perché ha detto prima la figlia, lo zio non l'ho mai conosciuto, quindi può essere che il fratello muore, lo zio. Può essere con frate, mo... Ah, ok, giusto, tu sei questa, dai, dimentico sempre. Allora. Andiamo, Gianmarco, è il Attualmente luogo stai perfetto. controllando tu il passato, io il presente. Sì. Quindi suddividi i giocatori Tu con ci queste due pensi, sequenze è a temporali. qui. tema, tu sei quello più adulto e io sono quello Signore e più giovane. signori, Puoi anche dire vecchio, vai tranquillo. Adulto, vecchio Raga, appena fa 50 questo anni. posto è la morte sua, Gianmarco. vedete il ruscello laggiù? Eh, Là E andremo a si va finire. dritti all'entrata segreta. L'entrata segreta. Eh, Io non la vedo. Mannaggia.
Hai tanti. Perciò è segreta. Tu scegli. C'è qualcosa dietro. Sì. Ragazzi. Non siamo mica obbligati. Sì, lo siamo. Ci sei? Qualcuno che già ci sta osservando. Sì, ma manca arrivato. Si scivola Bene. un po'. Ma che se lo zio è cosa? È Augustin. Nella vecchia, lo zio. Sta aspettando che ci fa cadere in d'acqua con trappole e si No, fa oggi lei ha aiutato l'anima di Frank Stone a... Di qua. Quindi mo io penso che già sia la prima avvisaglia dell'entità che è tornata in vita. Ruscello. Allora, aspetta. Sì, aspetta. Bravo. Assolutamente no. Ma ci poteva grodolare Mi il gioco. dovete dire da dove state venendo. Siete scesi Da da qua. qui. Ok. Tranquillo. Ok, c'è un po' di coerenza, va bene. Va Fa un bene. bel respiro. Io si 20 gramma. Come fai a Vai. non passare? Oh, finito. A posto. Non ci credo che vedremo Ho l'uomo. le cuore. Frank Stone ha E tu là. effettivamente ucciso delle... Tu vai a destra? Ok. Ci sono solo 2 modi per entrare Aspetta, nel però tunnel. c'è il lato di Giulio. no? Facile o difficile? Entrambi difficoltà media. Beh, prima dacci medio 1. Beh, medio 1 è saltare quel cancello e continuare dritto fin dentro. Ma così finiamo vicini al percorso di mio padre. E medio 2? Medio 2 è attraversare dall'altro lato, così saremo molto più lontani da mio padre. Ma ci impiegheremo un po' di più. Entrambi molto medi. Medissimi. Beh, quindi Quindi, però dammi un po' di più come tempo, perdonami. No, te la piangi tu. Io non voglio sapere niente. Allora mi impegno. Andiamo alla strada più breve. Ok. Foresta indemonata. Più Ti dico tempo la verità, nella non pensavo, foresta. pensavo scegliessi l'altra. Più invece. tempo nella foresta col killer. No. Vabbè. Andiamoli direttamente a casa a sto punto. Quindi mo sarà quick time e quant'altro. Non complichiamo nulla e non perdiamo tempo. ok, stiamo solo attenti a mio padre. Certo. Su, dai. Però non urlate, ragazzi, quando fate sti salti. L'ultimo Ma com'è tuo padre salito? pattuglia l'acciaieria Lascia ogni stare, gli hanno dato una Sembra mano. che ho Gianmarco. memoria. All'inizio era strano, ma Ehi, è una cosa sua. E poi non potete capire come mi seccava sentire chiamare mio padre l'eroe di Cedar Hills. Ricordo che non volle essere intervistato per l'articolo sul decennale. Che ti... vabbè, quando ci sono i freccia avanti proprio interrompe qualunque cosa. ok? Oh, È mio padre! Nascondetevi! Uno? tu non torni No, mai non a ci casa, siamo. poi. Ma cioè. tu abbassati. Esci con la testa fuori. Troppo vecchio per queste. Non tornerà più da qui. Andiamo. Ma che sfiga, in un momento è passato il padre, giusto quando stavano passando loro. Oh, ehi. Lei è quella sveglia del gruppo. Sì. Cioè sta proprio con la testa sopra, basta un attimino la torcia Oh, sopra. attualmente però è questo l'unica che posto. sappiamo che è sopravvissuta al Cosa troveremo 100%. all'interno? Che ce l'ho io. Questo è vero. Quindi poi può essere che la uccido io, non mi preoccupare. Fa niente. Tafferugli. Una bella parola. Sì. Dall'altro lato non possiamo andare, di qua non c'è niente. Allora si Grodal. E allora sì. Vabbè ragazzi, è un gradino, non è una montagna. Tu sei certo che sia
Sicuro? Guarda, è E che non invitantissimo. precipiteremo in un condotto di ventilazione pieno di lame rotanti? Non posso prometterlo, ma Allora, io in qualche posto un pochino così almeno puoi ammetto che ci sono ammirare mentre entrato ti infilzano. per la curiosità, però poi tipo corridoio così arrivavo Grazie. alla fine, ok, Per ci sono stato, ognuno. usciamo. Sì. No, perché poi più entri in certi posti così, già mal, lo le senti torce, proprio, il mio dici taccuino, no, ma una gira delle qua. penne, delle barrette, Buona sedia bottiglie, quello. poncio, Buona un sedia, kit di soccorso, e crema sgabello solare, anche alle persone stoviglie e belle. posate pieghevoli. Sai che non stiamo andando in gita in montagna, sì? Preparati? Sempre. Pure It iniziava così, ad un No. certo punto. Allora, ragazzi, andiamo all'insegna del buon umore e della persona che ci sta osservando da lontano e sarà pronto. Ciamma, so chi è? Lo gnomo armato di Ash. Ancora sto cazzo di Ciarma è gnomo. lui. Ciarma è Foresta gnomo. Killer con ascia. È perfetto, Gianmarco. Ma è la mia armata di ghiaccio. Infatti mica si vedeva alto, si vedeva basso, Gianmarco. Certo. Scusa. No, ma Mistero aveva ragione. io Continuiamo a dirlo. non ne posso più. Ah. No, ma Siamo proprio sotto l'acciaieria. Non manca molto. Tuo padre ti ha mai detto di quella notte? Notte. Attenzione al Una guadagno, notte che è stato guardiano prima, con Stone. Aspetta, mi scusi. Una volta. Sola. Ero piccolo. E lui era... No, non può pochissimo. essere intenzionale. Anche se Hello, lui non lo Anna. ricorda. Mi piace sapere cosa ha passato. Chiaro. Non mi parlò come a un bambino. O da mio Ce papà. n'è uno. Forse c'è qualcosa. Sì. Qui dentro. meno male che ha fatto queste cose. Io sto bello nella mia villa, con sto impicchetto. Ah, Chi l'ha Lo spettro che infesta la nebbia. Questo non c'è il cordino però. Ok. Va bene, ho trovato altro pupazzo. Ok. Noi li apriamo sempre tutti. Metti che ne danno uno in regalo. Sempre tre. Ok. per ora. Per ora. Per noi. Quello, come stai? Tutto bene? C'è qualcosa qui. Si può continuare anche più avanti. Stavo cercando di dire. Ah, No, continua. aspetta, non Ho potuto cercare di vedere dire. ciò che è davvero. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Ho visto le cicatrici. Che cosa È hai lì visto? che si è fottuto la spalla. Ok. Di brutto. Ah, sì. Ancora non la usa come prima. E forse mai potrà. Giustamente dove ha avuto la botta. L'infizzamento. Cacchio. Deve essere stato intenso. Disse Anche che si oggi non ho ritrovò quittato faccia il a faccia server. con Frank No, mai Stone, quittare il proprio server, in questo quello. posto, Insisti. nella sala della fornace. Ancora questa Ma dai. fornace. Poi, altro? Solo che vide cose che nessuno dovrebbe vedere o sapere mai. Mai. Scusa, in che senso? Quando io provo a parlarne, il suo sguardo cambia. E non voglio vederlo così. Sembri delusa. No. No. Ma sono felice che tu e tuo padre... Sto per andare, ma mi ha fregato all'ultimo. Vero. Abbiamo finito? No, andiamo prima di qua? Sì, cerchiamo di dare un attimo. Sfidanken. Allora, ora bisogna capire qual è la strada che porta avanti e vedere l'altra per qualche La cosa nuova di scena di extra. Linda non mi convince. Ma se mi gioco la carta del regista, probabilmente non mi rivolgerà mai più la parola. Le porte di fila aperte
sarebbero state un pochettino troppe. Il quick time per dei dialoghi mi sembra eccessivo. Ah, una chiave. Ok, capanno di lavorazione. Ok. Facciamo noi prendere e servire. Meglio tornare da Robert. Ma non funziona tipo qua? Non penso che sia di qua, però. No, nel questa è dubbio. solo l'apertura, non c'è una serratura. Pannelli elettrici. Vabbè, Dio. Scusi, ehi, allora? Allora? Ehi? Passa prima tu. Sorry. Allora. Il Galateo, no, Regen, non lo fa il Così Galateo. qua qualcuno ci sta voldando con ste frecce. Going. Perché qualcuno ci sta dicendo il percorso che noi stiamo facendo noi? Vabbè, oggi questo semplicemente possono essere anche altri ragazzi che hanno esplorato e hanno segnato la strada per vedere i posti. Succede sempre in queste cose qua. Ah no, questo sì, però mi sembra un attimino strano proprio per la coincidenza in cui ci troviamo noi qui adesso. Se tutto il percorso abbiamo fatto all'inizio del gioco. Giustamente ti deve portare a dove è successo tutto. Con le altre strade bloccate e con la situazione così. Qua si può? Sì. Sì. Intanto noi, seguendo le altre frecce, arriviamo nella stanza lì e vediamo un attimo qui. E stai a porta là. Abbiamo fatto lo giro dietro. Ma che Cristo di acciaierie sono con i sotterranei del Acciaierie particolari. vecchio stile. Ah, siamo andati dall'altra parte per qua. Sa che tra poco butteremo un'urla. Potrebbe succedere. Il problema è che adesso è tutto chiuso, quindi non dobbiamo passare per di qua. Quindi torniamo indietro. It's nel mur. Bravissimo. Andiamo. E non si apre. Andiamo a destra. Però non c'è niente. E qui c'è la scala rotta dove cadde lui tanti anni or sono, solo che forse è stato murato il tutto. No, eccolo qua. Eccolo qua. Ancora rotto. Qui è rimasto giustamente ancora il segno. Ok, va bene. Chiovi. Sì, già c'era la prima volta e lui ha detto ok, ci sono dei problemi. Proprio dei chiovi. Olio cuore. Però, bel percorso panoramico. Hai qualche Bello, idea guarda su che cosa fare dopo il diploma? Beh, non ci ho riflettuto più di tanto. Non c'è A più differenza la tua. collanina, Cosa ti quella a fa forma pensare di che io cuore. l'abbia... Si capisce. Il Lui è film, libero e la sta andando in regia, giro. ce l'hai nel sangue. Prendi un mattone. Te lo Ok. porti dietro, magari può servire. Beh, si capisce. Il film, la regia, ce l'hai nel sangue. And your blood? You want to be a cop like your dad? E tu cos'hai nel sangue? Anch'io sono appassionato di film. Ma c'è soprattutto stato un di plot horror. twist. È per questo che volevo dare una mano. Ma Oh, credevo solo che ti piacesse esplorare le acciaierie Vabbè. infestate. Non crederei sul serio che sia infestato. E chi può dire? Piantala. ci sono gli spiriti, c'è la presenza. Questi parlano altre lingue all'improvviso, Gianmarco. Non c'è niente di buono. Dobbiamo soltanto continuare di qua. No, abbiamo visto ogni punto. Ci siamo. Noi di qua non siamo mai andati. E poi quel pezzo ce lo fece evitare. Qui non... Ultima chance per tornare indietro. no, Gianmarco. Per tornare indietro. Dobbiamo andare. Ah, vai, Manos. Ah, giustamente, è vero, questo è un mio PG. Vai, Manos. Los Polos Hermanos.
Siamo anche messi bene con l'orario. Ma sono fatti bene, sono dei film interattivi, ci stiamo divertendo. Poi tra un po' arriva pure il sangue, non vi preoccupate. Siamo nella fase intermedia. Oh, grazie al cielo. Come buon horror che si rispecchia all'improvviso inizieremo a scappare, a vedere sangue e persone morte. Grazie, Robert. Se giochiamo male. gente, piantiamola di stare qui a girarci i pollici. Manca una scena e abbiamo finito. Che voi una scena fate. Dice, ma com'era la cosa? È un problema tuo perché tu stai giocando nel passato e io nel Ma io non presente. posso morire. Tu non... Aspetta. E metti caso che la villa è un luogo paranormale e in realtà vanno solo le persone morte? Allora sono già morto. Ok, state girando il film. E stop! Tu che ne pensi? Beh, buona. Sai che vuol dire, vero? E con questa finalmente si conclude Murder Mill! Ottimo lavoro, gente! Ma perché urla sta stronza? Dai, è contenta che ha fatto il film. Scarta vetrato i coglioni. No, poverino. però. Ma cioè, che cazzo? Ah no, è vero, c'è la scena che ha scritto lei, è vero. Allora senti, Suga, io voglio la mia scena. C'è ancora quella scena lì. Che è proprio quella dove succederà la tarantella. E io lascerò morire tutti i tuoi amici. Intanto si sbaciucchiano. È un ictus, ragazzi. Credo manchi una scena da girare prima di concludere. Ma qual è l'ultima scena? Ah, sì, vero. Linda ha proposto di girare una scena che rimpolpi il nostro background. Aggiungiamo un po' di polpa, eh? Sì, possiamo farlo. Ma siete fratello e sorella? Ma dai, con la nostra chimica. Impossibile. Dove la pensavi la nuova scena? Avrei un posto in mente, in realtà. Ah, sì. La sala della fornace, giusto? È perfetta. Che ne dici? Facciamolo. Mi piace. Vai Gianmarco. No. Giriamo il film. Eccola. Ehi. Vieni. Sì. Arrivo. Ok. Il tuo personaggio l'ha visto, lo zio. Ha sentito qualcosa? Vederlo proprio del tutto, no? No, Però non era niente. Sicuro? Sembri un po' spaventato. Che succede? Molto la vicino. sensazione, sì, Niente. Già, niente. questo è il suo territorio. Guarda il fatto Lui che si hai muove nella al testa meglio, il sa fantasma. come muoversi. Noi no. Non ho 5 anni. Non Già esiste. c'ha sto vantaggio qua. Invece sì. Lasciami! Via! Ah, Fregato. Non fai Ah, era la sorella allora. Altro che. Giustamente perché stava sempre dietro di noi, è vero. Cosa ci fai qui? Sono della troupe. Non ci È serve vero. aiuto. Allora faccio un giro, non vi disturbo. È un set chiuso. Non sembra. anche devi rompere i coglioni, lasciala sta. Bonnie, forse è meglio se torni a casa ad aiutare papà ora. Sei chiaramente molto oberata e... E io non so fare altro. No, cioè... Linda? Aiuto? Ultimamente lei fa sempre i cazzi suoi, ce l'ha raccontato. Informale, dai. Io vado su Seppure le diciamo no, non deve venire, quella ci segue lo stesso. Appunto. Ecco, vieni, non vieni, fai come vuoi, tanto. Fare lo stesso come vorrai tu, quindi. Basta che giriamo la scena sua. Mi sa che Bonnie farà solo ciò che vuole, a prescindere da cosa diremo. E basta. Bene, allora restiamo qui a perdere tempo Onesti. oppure giriamo un film? Il tempo è denaro. Tu? Cerca di non disturbare. Abbiamo molto da Dovete fare fare una e scena, non mi ragazzi. piacciono le distrazioni sul mio set. Sì, Sul state nostro. perdendo più tempo in chiacchiere mentre andavate là, eh? Ok, Oh, tocca a me. vai, mano. C'è un attimo una folla, aspetta. Una rissa. Ragazzi.
Ragazzi, allora, uno alla volta, con calma. Grande esplorazio, Gianmarco. Ma posso tornare indietro, ragazzi. Vai Gianmarco. Spiace, ma aspetterete. Io devo esplorare. C'è un buco. Ho detto che cazzo è, mo c'era in prima persona, vede buono. No, manca la maniglia. Oh, shit, qua. E dove si entrava per entrare, dove poi abbiamo trovato il cane. No, giustamente non si apre. No. No. Fa un po' di fatica, sì, sulle scale. La zona è grande. No, sta folle, Giamma, tu non sei dello staff purtroppo. Sei un usurpatore di suolo non pubblico. No, di qua si scende giù. Oh, però aspetta. Si era illuminato. Gianmarco, prende Questo è piede il di famoso porco. piede di porco. Sì, prende. Piede di porco buono. È rimasto qua per tanti anni per essere riutilizzato. Corsi e ricorsi storici. È il piede di puerco, sì? È proprio quello che abbiamo usato prima. Che dove c'erano le casse per scavalcare. No, quella zona là c'è un po'. Ecco, qua già va meglio. Ragazzi, abbiamo trovato il pipe de puerco. Aspetta, gioco, aspetta. Tu però vai di qua. Quindi da questo e di qua. Però ha dato l'indizio per far capire come se fosse una cosa che va avanti. Secondo me si entra dentro da qua. Vedi un attimo fuori. No, non è vero. Ok. Questa non è interagibile. Questa va ad andare avanti, ok. Ok, vedi la targhetta. È la stessa che abbiamo visto l'altra volta. Ok, no, allora puoi andare là sotto là. Si continua di qua. Ok. Fear the future. Io calcolando che stiamo giocando col futuro, nel futuro con lei. Dobbiamo sperare solo. No, ok, non. Ok. A posto. Era solo. C'è solo per la cassetta qua. Sì. No, non c'è altro, Giammo. L'unica cosa era entrata la telecamera proprio in brutto modo. Bruttissimo modo. L'unica cosa, torna indietro. Le porte che abbiamo aperto o abbiamo tentato di aprire, quella sulla sinistra, magari col piede di porco non si apre. Buona idea. Ci ha fatto prendere sto piede di porco, là ci fa andare direttamente avanti il gioco. Non vorrei che piede di porco, più qualcosa da qualche parte. GG. Ok. Bella intuizione, Ozzy. Che da fuori si vede la maniglia, ma nell'immagine non c'è la maniglia. L'unico modo per aprirla è questo. Grande. Maschera di Oni in legno. Finalmente è tornato da me ed è felice. 7 di 12. Abbiamo missati alcuni. È un po'. Abbiamo missati 3. Ma abbiamo Come cazzo girato è possibile? ovunque. No, c'è qualcosa che non va. Magari con qualche cambio di scelta si va in qualche luogo alternativo. Forse se andavamo di là. Sì, c'è questa possibilità. Ragazzi,
Ancora vi ho detto che non l'ho visto. Buonasera, E voi così mi dovete buonasera, ragazzi. comunque è un luogo pubblico, no? Di passaggio. Tu hai ragione. Un pochino croccante e laggante in questa zona, non capiamo il perché. Buonasera a tutti. No, cioè, ma togliti da qua perché sennò qui gratta. Qui gratta, no, era l'unica porta da aprire, era quella. Andiamo. Buonasera a tutti, ragazzi. Oh dai, il mio cervello ha partorito un'idea intelligente per una volta. Grande giocata, l'avevo già rimossa. A parte Dio. Kevin De Bruyne, questo. Allora, cioè, ma immagina tutte le sezioni che fai di sto gioco, come delle scene. Se trovi qualche oggetto al 90% va usata in quella scena lì. Come? Tutto bene, grazie. Tutto bene. Lag a parte killer che ci vuole uccidere. Anche se però noi per andare dalla fornace siamo andati da tutt'altra parte, abbiamo fatto il giro opposto adesso. Okay. Eccolo qua. Allora, qui è dove è avvenuto l'omicidio. Dobbiamo capire il bambino che fine ha fatto e l'entità quando inizierà ad attaccarci. Stai bene? No, sì, è che... Stai attento che questo è il momento da quick time event, non ne stiamo facendo da un bel po'. Mi ero creato una mia immagine del posto, ma ora che lo vedo con i miei occhi, io non lo so, è strano. Voi tutto bene? Trova un punto da cui riprendere, ok. Guardali come camminano belli in fila, guarda. Sì, sì. Ok, qui c'è qualcosa. E manca qualcosa in alto, manca una leva. Un bel girello. Allora, qua niente. Ah, boh, però non cazzo. Chris, aspetta un attimo. Mo giriamo. Stava traslando. Stava un attimo scivolando. Giamma, qui non si entra da tempo. Era un po' umido e lei stava un attimino cadendo. Poi si vede un pochettino. Sì, sì, sì. Vabbè, Giamma, non guardiamo queste cose. Capita, capita. Là però c'è qualcosa. Dove? Là a terra, guarda sulla piattaforma di fronte. Qui. C'è qualcosa. C'è una sì. scatola. Io Gianmarco, come cazzo aspetta, fermati. Troviamo il girello. Lo utilizziamo spostiamo. qua e questo viene qua e ci Troviamo il prendiamo girello. l'oggetto. Deve stare qua da qualche parte. Anche perché nelle altre scene non abbiamo trovato oggetti e abbiamo fatto tutte le possibilità girando. Quindi o non si prendono in ordine per qualche motivo, oppure tramite le altre scene andiamo in altre linee temporali e ci prendiamo quelli che mancano. Ma il problema è prendendoli tutti si sblocca il vero finale. Aspetta, qua si va da qualche parte. Sì, sì, vai. Il personaggio. Nel frattempo ho ripreso a pieno regime con i video, quindi sono contento. Qualche iscritto nuovo c'è stato, quindi sono positivo. Visto che avevi messo un video nuovo, io sono stramega occupato in questo periodo perché ho avviato poi altre cose dopo Natale. Ce l'ho nei preferiti, appena possibile devo subito andare a dargli un'occhiata. Quindi fa piacere che sei riuscito a tornare. Ah, domani fa pure un po' di Persona 5X, il buon Kerus. Bravo, bravissimo. Io appena possibile, io già ce l'ho scaricato ovunque, già è tutto pronto, tutto settato. La gilda la apro, quindi anche tu sei il benvenuto, tanto poi capirai com'è facile, puoi partecipare senza problemi. Non l'ho detto finora in chat, lo dico adesso per la prima volta. C'ho una mezza idea, ma ci devo lavorare un attimino sopra. Il gioco domani esce in lingua inglese, però forse riesco ad adattare quello che ho fatto per un anno e mezzo con la traduzione in italiano dal coreano a farlo dalla versione inglese. Devo fare un attimo delle prove. Però forse c'è la possibilità che riesco a portare in qualche modo, naturalmente, ma certo che lo posso fare in un certo modo, la traduzione in italiano. Che la base è la stessa, quindi devo solo capire come funziona il tutto. Problemi col microfono? Mi sentite? Mi sentite? Pronto?
Ok, no, ogni tanto gli prendono i 5 minuti. Poi domani, ragazzi, domani è festa nazionale. C'è Dead Stranding 2, c'è Persona 5X, c'è l'evento Capcom, se ho capito bene, domani sera. E magari potrebbero rilasciare la demo del nuovo Resident Evil, quindi un'oretta e mezza da farsi in allegria. Quindi domani per me è stata dichiarata festa nazionale, non lavoro, non faccio un cazzo e sarò tutto il pomeriggio dall'apertura di Persona 5X o prima con Dead Stranding. Ah, Kojima, ti aspetto. È il titolo che più aspetto da 8 anni a questa parte. Aime e Chris, iniziate qui. Con Robert vi seguo. Bonnie, tu stai indietro e cerca di non fare troppo rumore. Ok, capo. Ok, pronti per un check? Luci pronte. Audio acceso. Aime, Chris? Pronti? Ok, E... azione! adesso appare C'è qualcosa, forse dai. altro che vuoi dirmi? È l'ultima occasione. Sì, in effetti una cosa c'è. Non lo fare. Devo farlo. No, non devi. Sai che non è vero. Beh, forse starei meglio se fosse qualcun altro. Chi altro c'è? Ma non è giusto. Nessuno ha detto che lo è. Ho già perso mamma e papà, non voglio perdere anche te. Ora la scorretta sei tu. Almeno non sono egoista. Egoista. Lo sto facendo per te e per i nostri genitori. Senti una domanda, quanto è difficile arrivare agli riuscirò, abbonamenti? Io sto a 23 forse follower, salverò ma mi mamma sembra e una papà. una strada bella lunga. Nulla è impossibile. Qui c'è Allora, dipende mi dal piace tipo di affatto. percorso che fai su Twitch. Io Ti ci ho fidi di messo me? un annetto e mezzo Io- per riuscire ad avere Tu la ti fidi media di dei me? 3 spettatori a live. Allora sai che ce la farò. Dipende tu da come te la giochi. C'è una cosa che non c'è una data fissa. E... stop! Però non è difficile, ce l'ho fatta io, non vedo perché non ce la debba Le luci, fare pure bene. tu che Sì, in più rispetto a me strepitosi. hai anche un bel canale YouTube. Sentitelo, strano Quindi- guaito alla fine. No, ma fanno Allora, se vai nella sezione sezione delle impostazioni per diventare affiliato, c'è sempre lì una bella scheda con tutto quello che ti serve. Di certo uno dei requisiti è quello di avere per un mese di fila una media di 3 spettatori al live. Quindi devi viaggiare sulla media di 3 persone. Quindi semplicemente consolidati. Ho visto che già mi hai fatto raid con un bel numero di persone. Continua a coltivarle e farle seguire il canale. Basta un mese che il sistema rileva quello, più un Ahimè, tot ore è di stato live perfetto. fatte, Ma davvero? più un altro C'era requisito tutto che ciò che non serve alla ricordo scena. quale, e diventi affiliato. Sì, un po' alla volta. Poi tipo bene. come tu hai Sì, trovato me, capita. qui c'è E qualcosa tu giustamente che avendo non il mi piace canale affatto. YouTube, accertati di Ok, mettere non è tutti così i che l'ho tuoi detto. contatti e i collegamenti al canale. Sì, Bisogna avere concordo. solo un po' di Sì, sacrificio e di concordo. Io pazienza. non faccio le vostre imitazioni, scemi. Ma se tu mi imiti tutto il tempo. Anche me. Per me è Si uno crede, della è famiglia perché tradizionale. la votazione Perché è andata c'è a regole. Bella, scuola. ragazzi, bella storia. Anzi, ragazzi, Lo trovi tutti decente? quelli che È siete meglio in dei chat, film che andate vedo a su New York. YouTube e Cioè, andate a uno verrà mettere su un il tizio mi che piace, mette 5 iscrivetevi euro. al canale di Mi piace. Kerus. E se Davvero. lo vedete in live, tanto ci diamo la mano tra persone Però cordiali e devo certo ammetterlo. modo. Cosa? Pure se lo Credevi vedete in davvero che non live, me ne sarei entrate accorta? dentro, se non volete sentire mutate Di o lo che tenete in cosa? sottofondo, Di te dategli che un po' di reciti la tua visualizzazione. interpretazione di merda della vita reale. Non Sì, capisco. come è stato impostato su Sacrificare la tua Alters è vita il per il migliore. bene della sorella e dei genitori? Dove ho già visto la scena? Sembra basarsi Copiate il su suo qualcuno che nickname, andate su conosciamo. YouTube Ma e cacchio, vedete il canale. sembra. Volete essere informati? Io volevo fare Non si io da fa tanto così. tempo Faccio come voglio. notizie e portare Cerchiamo qualcosa di sul canale in un divertirci, certo modo per non di farvi capire mortificare gli tutto quello altri. che di marcio c'è. Almeno non C'è sto sono ragazzo che fa egoista. dei video Egoista. belli, leggeri e fatti Non rigirare la benissimamente. frittata. Seguite Come? il canale e vi Non vuoi informate dirmi in un com'è certo nobile modo, da parte tua almeno fare sapete questo cosa film sta con la tua succedendo ragazza in mentre giro io ho senza passato annoiarvi. tutta la mia vita a occuparmi di te e di papà? No, non si chiama spammino Preferivo questo, quando si eri via. chiama civiltà. Sei una persona che fa dei bei contenuti, mi sembra più che giusto spendere parole buone nei tuoi confronti.
Non come, e tu mi puoi capire su sta cosa, non come ci avevano detto persone con molti più follower di te e me messi insieme, che volevano collaborare e poi all'improvviso sono sparite, se ben ti ricordi. Io certe cose non le ho dimenticate. Ehi, Bonnie, vieni un secondo con me. Mi serve il tuo aiuto. Sì, certo. Va bene. Mo appare, mo arriva Gigi, per forza. Siamo nella zona indemoniata, non si vede un'entità o un problema da quasi 2 ore ormai, quindi Tieni. vai ragazzi. Addivirtete. Godo. Mo te lo piangi Dunque, tu. Sì, effettivamente sì. volevo dirti che Truzzo. mi è Porca la piaciuto fare miseria. questo film con te. Sì, cioè, con te, non con me. No, perché ovvio, tu fai hai dei video e capito? sei imparziale al modo giusto, come servirebbe al giorno d'oggi. Quindi io Dovremmo sono fare ben qualcosa contento di di speciale. mandarti Festeggiare. persone se è possibile. Che non mi sento ancora pronta a festeggiare. Cos'è che devo fare? Abbiamo allora, finito il quello, film. È copi il fatta. Le nickname di riprese sono Kerus, finite, sì. apri Dobbiamo ancora convincere youtube.it, il c'è un pubblico. bel riquadro chiamato cerca, tu Ok, incolla, sì. Dovremmo ancora invia, esplorare ti questo cerca posto. alcune Non è cose. una buona idea. Se Vedi, c'è un bel riuscissimo a canale con lo riprendere stesso qualcosa nome, di copia e incolla. direttamente collegato a Frank Tu Stone, entra, tipo iscriviti al qualcosa che si è canale, quando lui dimenticato metti un qui, video, noi valli a avremo vedere. sicuramente l'attenzione di tutto il Punto. mondo. Tronzo. Questa è tutta la Visto che procedura. c'era Poi nella ognuno storia. la può il fare. braccio nel Vicino. culo. Ehi, Quello con te Chris. non si può mai sapere a quanto pare. Sarebbe capace anche di questo, quindi senza problemi. No, il braccio nel culo Kerus può funzionare. No, quello, conoscendo le tue facoltà, ecco, e il tuo savoir-faire, per non destarti problemi, ti ho spiegato proprio tutta la procedura, così manco che ci pensi, già sai cosa devi fare. Cosa vedi? Mettiti là, pensa come aprire YouTube, Devi capito? muovere la telecamera, così con Non LT. saprei descrivertelo. No, con LT la tengo alzata, ma al momento non posso... Ah, solo questo? Ecco qua, Ah, adesso si perfetto, muove. ok. Ok. Avevo capito con LT si alzava. Punta lo strano oggetto, usa RT per registrare. Lui Questo quando era morto, questo è Frank, questo è Frank. quando era morto stava facendo la stessa cosa, quindi è rimasto attivo tutto il tempo. Ma guarda un po'. Ma guarda un po'. Cavolo. Che succede? Devo rimettere in funzione la telecamera. Dammi un attimo. Aspetta, ma appare. È il momento, Gianmarco. Fatto. Ok. Riprendo un altro po'. Prego quello per la fiducia nel sentire la mia fiducia nei tuoi confronti. Quindi è un giro di fiducia. No, la telecamera si rompe, Gianmarco. Quella roba starà alla grande nel film. Ok. Il pad sta vibrando da 3 ore. O sta succedendo qualcosa o si è bloccata la Tu vibrazione. stai per morire. Quella Faccio un po' di cervicale nel frattempo. Secondo me si è bloccata la vibrazione, effettivamente. Dici? Sì, Gianmarco. Dai, andiamo. Ok, adesso si è... Ragazzi, ha toccato il pad Gianmarco e si è fermato. Quest'uomo ha qualcosa nelle sue mani. Ma c'è C'è scritto domani. Allora, non iscrivermi. allora, aspettate che recuperiamo tutto. Anche perché vi aspetta, volevo che Ferus ha informare salutato. proprio per domani. Vedi sopra? Allora, aspettate che recupero tutto. Allora, domani, Kerus, la giornata sarà un po' particolare, perché me la sono presa completamente libera. Come mi arriva dal Corriere Dead Stranding, si spera alla mattina alle 7:30, così ho più tempo per giocarci. Come io ce l'ho, il tempo che lo installo, mi metto davanti alla Play e dentro in live. Non so ancora l'orario preciso. Spero per le 3 del pomeriggio, ma dovrei fare dalle 3 alle 20 Dead Stranding 2, un'oretta e mezza di Persona 5X. Vieni Gianmarco, facciamo un altro po' di Dead Stranding perché Anche domani che pure io. mi voglio fare una pancia così Fatemi. con cocine, non voglio sapere niente. Non mi interessa assolutamente niente. E poi finiamo per l'una di notte. Quindi non so quante ore saranno, ma sarà una giornata lunga.
Grazie per il supporto, se vuoi sto... Sì, la cosa che ho detto prima, ragazzi, seguitelo pure su Twitch. Io non ci sono alle 3. Quello tu hai rotto il cazzo per la 12 ore e poi non ci stai. No, io mi metto dalle 3, pure che sto da solo. No. Allora, siamo io, Sam Porter Bridges, Kojima nel cuore, paesaggi davanti. Ragazzi, se c'è qualcuno è riuscito a passare, a me fa piacere e vedete il gioco. Se non riuscite a passare, non vi preoccupate. Per rispondere a Pierluigi, io sto vedendo in giro molte persone che stanno dicendo sì, è bello, ma il primo è più bello. Io ho aperto, lo dico tranquillamente, il video dei Player Inside perché sono le uniche persone di cui mi sto fidando nel vedere le recensioni, tranne quelle storiche come Sabaco o altre che lì vado a colpo tranquillo. Ho aperto un frame, mi è uscito un menu degli aggiornamenti di alcune funzionalità presenti in Death Stranding. Guarda, ha scritto Kairos mentre lo dicevi. Io ho aperto, è uscito un frame, era una pagina grossa, piena di 50.000 cose che si potevano potenziare. È identico al primo Death Stranding 2. E c'ho altre 20, 30, 40, 50, 60 ore di quello. Va bene. Vabbè, non capisco perché ogni volta che esce un titolo ci dobbiamo mettere a fare il confronto col passato, per fare il confronto col futuro, per fare... Ragazzi, Kojima aveva tante di quelle idee per Death Stranding che in un gioco non c'entravano. Questo è l'1.5/2, chiude forse un cerchio e Kojima passa a fare altro. Se vi è piaciuto Death Stranding vi divertite, se non vi è piaciuto non ci toccate, non vi avvicinate proprio. E se ti piace Pornhub, adorerai... Se ti piace Pornhub, vai su Pornhub. Adorerai Pornhub Live. Ciao. Spamma un sito decente. Quindi io so che domani in un modo o nell'altro mi diverto. Tu sicuro? Poi mi diverto ad organizzarmi i pacchi sulla schiena e camminare per deserti e ballate. Questo poi Mi sembra uno è un che mio ha guilty pleasure, non ci posso fare Certo niente. che si può dire quello. Io lavoro per quella piattaforma. Io sono ufficialmente sponsor del sito giallo e nero. No, allora, per Luigi, Death Stranding non è che è controverso. Di base il gioco è, senti, fai davvero, fai il corriere di Amazon, che tu fai le consegne. Vai lì, affronta la cosa e vai avanti. Fai questo 500 volte e porta avanti la storia. A me è piaciuto tantissimo perché soprattutto il primo momento quando entravi in una regione nuova e dovevi esplorarla e non avevi collegato tutto il sistema e non ti arrivavano aiuti neanche da persone in maniera randomica su internet. A me che piace esplorare e muovermi in un certo modo è stato bellissimo. Arrivare lì con 200 crediti di materiali sulle spalle, bloccarsi su una collina e all'improvviso un'altra persona su internet ha fatto la tua stessa partita, ha messo una corda e tu sta corda te la trovi nel gioco in maniera del tutto casuale. Sono stato aiutato da persone estranee in alcuni momenti molto difficili dove stavo per perdere. Mio padre è uno schietto. Deve essere spinto un casino, anche se Kojima è sempre la stessa persona che ha acchiappato il gameplay del gioco, perché nei playtest i test gli hanno detto che era troppo ma Kojima è un personaggio, lo dobbiamo prendere, ma meglio quando ci sono tanti personaggi così, soprattutto nel mondo dei videogiochi, che hanno idee innovative in un certo modo. C'è più varietà, ognuno si trova i giochi che gli piacciono. Quelli che cagheranno il cazzo continueranno a cagare il cazzo perché proprio ce l'hanno nel DNA. Esce, ma i videogiochi in generale così dovrebbero essere presi. Io ho avuto una mezza discussione oggi con una persona di un canale su YouTube che mi sono trovato davanti il video che ha fatto di recensione riguardo The Alters, dove ha detto letteralmente che il titolo, a parte che per un po' di trama, all'interno è vuoto, non c'è un gameplay. Ragazzi, ma The Alters lo stiamo giocando in live e stiamo andando al manicomio con le cose che ci sono da fare? O siamo tutti imbecilliti qua tutti insieme? Non mi so... un attimino... Oh, ecco. Kerus, grande appassionato. Sì, ragazzi, Kojima comunque c'ha una passione per i piedi, questo sì, si è capito da tante cose. Io ho risposto semplicemente a sta persona dove ha criticato il gioco in modo negativo con il solito discorso, io non li vendo, io sono per una dimostrazione democratica, bla 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 bla. Gli ho fatto una semplice domanda: se a te il gioco non ti interessa, perché hai fatto anche altri video sul gioco
dove parli anche della traduzione amatoriale e come installarla, perché dovevi far girare il tutto nell'algoritmo, visto che in questo periodo se metti qualcosa con T-Alters ti vedono tutti. Allora, se dobbiamo fare recensioni e video seri e portare avanti un certo tipo di discorso, no, secondo me no. Ci vorrebbe un pochettino più di onestà, mettiamola così. Pierluigi ti ha una bella domanda. Quale storia di videogiochi avresti voluto scrivere? Alan Wake. Magari. Io volete sapere perché ho il canale Twitch aperto? Io ho dei sogni, ho delle speranze. Io sto cercando tramite il canale Twitch, e visto che siamo in vena di confidenze e posso anche dirvi che il negozio sta quasi per aprire, ci siamo. Le ultime cose legali sono andate tranquillamente in porto, tutti gli articoli li stiamo finendo di controllare e ci stiamo anche accordando per organizzare anche la prevendita di videogiochi, quindi potrete fare anche prevendite dal sito a tempo debito quando tutto funziona. No, Kerus, no, illegale, Kerus, no. Ah no, tu poi questa cosa non ci siamo sentiti in sto periodo, sto aprendo un negozio online. Però sarà tutto completo, i prodotti tutti di marca, ogni passaggio dovrà essere tranquillo e sereno, e giustamente avendo scelta di potermi muovere ho contattato una società esterna che vende videogiochi e abbiamo trovato un accordo per vendere titoli e quant'altro. E io già ho visto un piccolo arsenale di 1850 euro di statuine che negli anni dovrò vedere di prendere in qualche modo. Già me le sono contate e preparate. Quella di Luffy così è in cima all'elenco come c'è la possibilità. È uscito il telo, comunque. È uscito anche il telo, Telo Zoro. modo male se riesco a recuperarlo. Per dire. Sì, Gianmarco è ufficialmente amico delle guardie. Per dire. Io no, ma perché? Vabbè, sì, può essere. Ragazzi, sinceramente ci stiamo facendo in generale il fegato amaro su fare tante cose proprio perché vogliamo muoverci, vedendo anche alcune situazioni che io e la mia amica abbiamo visto su internet per il modo in cui ci stiamo muovendo noi. Ragazzi, chi è che bussa alle nostre porte? Guardia di finanza, polizia, controllo. Venite a controllare perché davvero ci stiamo facendo un... Oh ragazzi, non avete idea delle carte, delle cose, dei controlli, del fisco, di qualunque cosa che stiamo andando a controllare per stare tranquilli. No, o si devono muovere in un altro modo. Però ma non si muove più, da zio. Perché qui, aspetta... No, ma non c'è neanche niente da esaminare. Copie fisco, non questa è la cosa. Devi essere collegato, non si serve per giocare. Assolutamente. Sì, no, ma si comprano proprio i giochi fisici. Copie fisiche. Pierluigi, a me piace fare le cose per bene. Se vi dico vendo i videogiochi, ragazzi, copie fisiche, collectors, accessori, pad, console, mi sto regolando piano piano per tutto. Stiamo puntando alla cosa più semplice ma che deve funzionare del mondo. Un cazzo di negozio con dei prezzi fatti in un certo modo, calcolati e studiati. Ci sarà un bel pulsante, compra, voi premete quel pulsante se il prezzo vi va bene, ma stiamo studiando anche la possibilità di farci avere i vostri feedback sul prezzo per adattarli per quanto possibile. Premete, c'è scritto entro quanti giorni vi arriva il prodotto e il prodotto vi arriva. Vi dico che per altri articoli, e vi faccio fare una risata, abbiamo fatto già 4 vendite su altre tipologie di prodotti. L'altra mattina io e Martina sto lavorando con 2 o 3 Martine insieme, sto andando al manicomio, ragazzi. Da 2 o 3 mattine con 2 o 3 Martine. Abbiamo venduto 2 sere fa all'1 di notte, non sto scherzando ragazzi con quello che sto per dire, una mutanda bianca di marca, di una nota marca, però una mutanda. E io e sta mia amica stiamo ridendo da giorni nel pensare che mentre noi eravamo a dormire o finendo la live, qualcuno è entrato sulla nostra pagina, che non vi posso dare ancora ma che è mezza aperta su internet. Sta persona è entrato, ha visto la mutanda, ha premuto compra e si è accattata la mutanda e gli è arrivata.
non credo ci debba sgommare dentro, Regan, io mi auguro di no. Ma perché deve essere? Allora, da un lato come commerciante, se sgomma e ne prendi un'altra, Ho capito, noi ce li abbiamo però... ancora, quindi... Però mo, battute a parte, ragazzi, giochi fisici e non solo. Noi che cazzo dobbiamo fare qua dentro oggi con sto carretto? Questo serve a qualcosa? Aspetta, ce lo dobbiamo portare fuori, forse, aspetta. Forse dobbiamo portare Non questo... Ah, quello aveva chiesto, ma che negozio? Quello si è perso tutto cosa. Quello dov'è? Ah, quello, no, è nel periodo che lui veniva tardi qualche sera. Con sua palla. Più di questo non si può spostare. Allora serve a qualcosa. Dovevo aprirlo a inizio giugno. Abbiamo avuto dei problemi legali per aggiustare alcune cose che ci mancavano, alcuni documenti. Non so darvi ancora una data precisa, ma molto presto vi faremo una live speciale la sera. No. Poco e niente, ragazzi, non vi rubo tanto tempo. Vi do il link, vi faccio vedere la pagina. Se ci volete andare ci andate, se non ci volete andare non ci andate. PS, metteremo in vendita anche i vibratori. Ve lo dico. Ti chiede per Luigi come si può pagare? Stiamo cercando e stiamo prendendo accordi per varie... Aspettate, visto che ne sto parlando, fatemi mettere per sicurezza il tag commerciale, perché non vorrei passare problemi. Perdonatemi un secondo. Ok. Stiamo vedendo e stiamo mandando le richieste per avere tutti i sistemi di pagamento, quelli più comuni e facili, quindi anche con il baratto, carta di credito, baratto, cammelli, tutto, segnali di fumo, si può pagare, zoccoli di cavallo, cioè vediamo un attimino come riusciamo a trovare la situazione. Tanto in questo momento no, ma allora ragazzi, lo dico adesso e poi lo dirò tranquillamente anche quando faremo la presentazione ufficiale. C'è la possibilità di guadagnarci tanto? Sì. Ne parlavamo stamattina io e la mia amica, potremmo toccare somme che noi non immaginiamo neanche, ma non ci interessa. Stiamo facendo tutto questo, poi che ci crediate oppure no, per dare a voi clienti qualcosa di bello, qualcosa di funzionale, che non c'ha problemi, prodotti tutti di marca, cose che funzionano. Se c'è un problema la merce viene restituita e viene sostituita senza problemi. Chi si comporta bene, non vuole fare il furbo, avrà pure sconti e cose varie. Nel momento in cui io e la mia amica arriviamo a guadagnare tranquillamente tra entrate e uscite 1.000 euro al mese, uno stipendio normale, missione compiuta, va bene così. Non ci interessa diventare i nuovi Bezos o altro. Detta alla napoletana ce ne fotte proprio zero. Se la fortuna ci assiste sì, però non ci interessa. Ci vogliamo solo stabilire un po'. Forse dobbiamo portare il carrellino qua sopra. Ma come sale? Come sale? C'è una No. Non lo possiamo portare fuori, c'è sto cazzo di coso da spingere. Dove figa si deve mettere? Aspetta, Giamox, aspetta, stavo mezzo facendo bene prima. Aspetta un attimo. Qui sotto qua. Tu lo metti qua e ti arrampichi. Il segnale era il telo giallo. Però Atlus infame poteva mettere il gioco per essere avviato dalla mezzanotte. Non so come ce l'ha. Allora Kerus, io quello che ho intenzione di fare, perché mo giustamente porterò avanti ancora il mio salvataggio della versione cinese, perché anche grazie a Gianmarco ho tutti i PG, armi speciali settato bene, tutti a livello 80, però me lo voglio rifare un pochettino di sera, uno per ritornare a fare live un pochettino prima, due per dare consigli a chi vuole giocare a Persona 5X, impegnandosi in un certo modo e giocando non tantissimo. Non è un gioco che richiede ore ed ore, ma si può riuscire facilmente ad entrare in un loop di 1 ora e mezza al giorno, diluita durante tutta la giornata, dove si completano giornaliere, si va avanti con la storia, si riesce a fare qualcosa e si ottengono risorse e non si perde tanto tempo. Allora, sono arrivate un attimo due informazioni. No. Innanzitutto ci dissociamo dal fatto che Regan dice di aver acquistato funghetti magici sul tuo sito. Questa cosa è falsa. Non abbiamo l'autorizzazione. E ci dissociamo. Non abbiamo l'autorizzazione. Quindi per noi ci sta lo sconto, quello per tutti quanti sì, per te no. Faccio tutte cose. Bravo Kerus, esattamente. E ha fatto tutte cose.
Ho risposto a ci tutto. saranno altri articoli oltre ai videogiochi, quindi con lo stesso metodo, con la stessa tipologia in cui metteremo prezzi e quant'altro. Ragazzi, elettrodomestici, Un quarto. abbigliamento, informatica, cellulari. Piano piano stiamo contattando sempre più fornitori, stiamo vedendo sempre più cose e vedremo di aggiungere sempre più articoli. Codice sconto Bastavodo ci potrebbe stare. Sì, io ne volevo fare uno, l'ho detto a Gianmarco, mi ha detto di no. No, quello no. Quello no. A me sembra un'idea carina. Però un codice La sconto- posso rimodulare? Un codice sconto Protolo, secondo me è più onesto. Abbiamo fatto anche richieste particolari alla piattaforma dove ci stanno costruendo la pagina. Abbiamo assunto un'amica disegnatrice che ha lavorato anche per traduzioni di fumetti di un certo calibro, portando e facendo le traduzioni italiane anche di alcuni fumetti Marvel, no, della DC Comics, Cavolo, Chris, per hai farci riempito fare il delle libro immagini e della delle roba cose un migliore. pochettino Esatto, particolari. Ci stiamo grandissima. investendo, ragazzi. Vediamo cosa Proprio perché troviamo. vogliamo fare una cosa bella Sì, per sì. voi, che Troveremo funziona, davvero indizi sfuggiti alla e vissero polizia. tutti felici a e degli contenti. esperti. Qualcosa è sfuggito. Ehi, guardate. Il treno. Sì. Pierluigi, grazie, e ti confermo che tra Il personale casini è legali, cose che Lavoriamo devi il stare triplo di prima. attento e Sono l'unico quant'altro, rimasto che sa come azionare alcuni ci dei sono macchinari. 1800 Il cose. laminatoio, Siamo da le 3-4 mesi cesoie, il sistema gestendo di tutto, trasferimento siamo merci, proprio al afferma limite Frankstone. sindacabile di memoria di cervello e Frankstone era l'ultimo a quant'altro. saper usare Per un il sistema di passettino alla volta trasferimento ce la merci. stiamo facendo e Ed è siamo ancora arrivati a sospeso là. 1760 cose. Ah, Mancano giusto le ultime. Dubito Proprio perché ci siano stiamo corpi lì. impostando il Ma le tutto dove Novara lato c'è clienti, macchiata. lato fornitori, lato Se solo nostro, fosse legale, possibile fiscale, qualunque cosa. Vediamo Dobbiamo come soltanto fare. stare Dai. tranquilli, guadagnarci qualcosa dando una mano e un aiuto agli altri, vendendo cose in un certo modo e con una certa etica. Punto. Casini, problemi, furbi, articoli Luigi, conviene falsi, fermarci qua, qualunque arrivare cosa. Sì, sono 37. Cioè, almeno col gioco qua, poi, se vogliamo fare un'altra chiacchierata. Dice Kerus, poi appena lo apri, per cui che vale, dammi il link che te lo pubblicizzo. È bellissimo. Grazie. Io vi faccio sapere, metto un post dove annuncio la serata o lo dico in live. Vi ripeto, visto che cercherò di invitare anche parenti e persone esterne al canale, pensavo di fare qualcosa grosso modo intorno alle 22:30-23 in modo tale da dare possibilità un pochino a tutti. Vi ho detto, a voi che siete già qui ve lo dico come spoiler. Sì, ho già organizzato la live e alla fine della live chi sarà presente in live riceverà un codice sconto attivo. Io e la mia amica già ci siamo organizzati su questa cosa. Ci sarà questo sconto attivo in un certo modo e lo potete utilizzare. Stiamo decidendo le categorie con cui iniziare, perché per i depositi e per le cose che abbiamo, ragazzi, ci sono, ad oggi lo dico tranquillamente, lo stiamo facendo in dropshipping, ma non un dropshipping video da YouTube come vendere oggetti in dropshipping. No, assolutamente no. Quindi abbiamo preso, abbiamo studiato, abbiamo visto tutte le cose, ci stiamo aggiustando ogni singolo filino legale e fiscale. Ogni oggetto che vedrete sugli store è perché siamo autorizzati, li vendiamo ed è tutto a posto. Tutto quello che a noi non piace, tipo abbiamo tolto e a noi ci conveniva per il prezzo in cui ci arrivavano, i collari elettrici per il cane, anzi per i cani di varie taglie, quelli che danno la scossa, li abbiamo tolti. Non ci interessa. Ragazzi, ma un altro live stasera. Un attimo, Ragazzi, appeso in grazie. bagno che sta facendo una cosa. Buonasera, Tom. Entrate e Buonasera a spoilerate, è normale che trovate qualcuno che sta aprendo la parete. Ne abbiamo un affredo che passa quando ci sono i live, ragazzi, scusate. Grazie. Sì, Alfredo che appare così ogni tanto ci vuole. Buonasera a tutti, Buonasera ragazzi. a tutti, ragazzi. Allora, ragazzi, faccio un piccolo riassunto pure a voi perché la pubblicità è l'anima Cosa del sta commercio. succedendo? No, spieghiamo tutto. C'ho dei segnali un po' particolari per alcune cose che accadono in live. Ragazzi, mo che ci siete pure voi, mo lo dico pure a voi.
persone conosciute, sconosciute e non. Sto aprendo un negozio all'insegna della legalità e della serietà. Mo non mi conoscete, non ci credete, ci può stare. In futuro ci saranno nuove informazioni. Dopo una maratona non credo. No, ragazzi, io ho detto che oggi il 26 per me è Natale. Death Stranding 2, 2 raid ricevuti, Persona 5X che viene abilitato, forse demo di Resident Evil 9. Va bene, è tutto grasso che cola oggi. Ci sta piacendo molto al momento Crash. Sembra veramente Allora, interessante. ha dei piccoli buggettini come in tutti i giochi Super Mario, però fatto molto bene, molto bene. No, domani Death Stranding 2, sì. Domani Death Stranding 2, dall'ora in cui mi arriva, mi sono liberato completamente dal lavoro, mi piazzo davanti al monitor, attacco il caro Kojima e si galoppa fino a sera. Esce pure il nuovo TGC. Ah, esce il set nuovo di Pokémon. Toccherà Pure. valutare. Domani è una giornata bella piena. Banna cosa, ma perché Belebuno vuole bannare? Lo so, Crash, sai qual è il problema? A me il modello Bartolini Simulator piace. No, che bannatemi, no, qua non viene bannato nessuno. no. I videogiochi sono belli perché ognuno ha i propri gusti. Tipo io, non è che odio, ma non sopporto, ma mi piacciono gli FPS. Io non sopporto Call of Duty, ma so che è una cosa mia. Nel dubbio Bartolini merda, soprattutto domani se il Corriere non mi consegna il pack succede un casino. Domani succede veramente il bordello. Voi cosa avete fatto in live? Cosa stavate facendo? E ringraziamo ancora Tom. Tom appare all'improvviso, ci fa avere i raid e ci fa sorprese. Tom fa le apparizioni. Ah, buonanotte Reagan, ciao bello. Sì, ma stacchiamo pure noi che domani la giornata la facciamo iniziare in un bel modo. Anche ai nuovi arrivati, se conoscete la serie di Persona, da domani, anzi da oggi, Crash, grazie mille per il follow. Gentilissimo. Da domani è disponibile su Steam in maniera totalmente gratuita Persona 5 The Phantom X. E Atlus non mi paga neanche per fare la pubblicità. E ci sto giocando da 1 anno e mezzo. Ragazzoli belli, vado a dormire domani alle 20 circa. Sì, guarda, due raid oggi benissimo, la giornata inizia molto bene. Su Android e su Steam. Io un anno che lo sto giocando dalla versione cinese tradotto in italiano. È comodissimo anche per quanto riguarda la gestione su 2 piattaforme diverse. Esattamente dove lasci sul PC lì lo ritrovi sul telefono e non ci sono problemi. Cross progression Fatta bene. Sì. Non come fanno gli altri che no, lo puoi fare, poi lo vai a fare e non funziona manco il cazzo. Qui funziona. Io so già pronto il titolo del video. Persona 5 ma cinese. Però hanno cambiato una cosa, Gianmarco. È tanto pay to win? No. Allora, no. Crash, niente, io ci gioco da 1 anno e mezzo alla versione cinese. Ho comprato tranquillamente tutti i mesi il Battle Pass in versione premium e ci ho speso 4, 5, una ventina, una trentina di euro in 13 mesi. Ma se giochi con un certo ritmo, e per certo ritmo significa entri in un loop dove ti serve 1 oretta e mezza al giorno da fare in più parti della giornata, ti completi giornaliere, secondarie, fai gli eventi, riesci a fare tutto, non è tanto pay to win. Puoi giocare anche senza shoppare. Riesci a fare tutto. Io sono riuscito ad andare avanti velocemente perché prendi più potenziamenti col Battle Pass Premium, però è poca roba per quello che serve per portare i personaggi a livelli alti. Io ce li ho tutti a livelli 80, tutte le skill potenziate quasi al massimo, armi potenziate al massimo, gli eventi nuovi li faccio appena escono al day one. Basta soltanto allenarsi un pochino al giorno per fare il grosso 1 ora e mezza, ma si riescono a fare giornaliere e settimanali una mezz'oretta al giorno. Piano piano si riesce a fare tutto. Potete entrare e uscire dai memento senza spendere valuta. Volete fare la storia principale? Passate alla storia principale. Volete fare le battaglie Velvet per incrementare il grado e sbloccare altri bonus? Entrate e uscite ogni volta che volete. Fate la squadra e combattete.
C'è solo la stamina per gli eventi giornalieri di vita reale e la stamina per fare alcune tipologie di fight, ma si ricaricano velocemente, il gioco dà sempre un sacco di risorse. Io da domani penso che lo porto come fascia serale dalle 20 alle 21:30. Raga, io i gacha li ho sempre odiati e schifati a morte. Questo ci gioco da 1 anno e mezzo, ci ho speso anche dei soldi e sta continuando a divertirmi e si continua ad aggiornare sempre di più. Se vi piace la serie di Persona, dategli una possibilità, è gratis. Non prendetelo come macchinetta che vi vuole rubare dei soldi, ma vivetevi un'esperienza, vi divertite. Oh, ragazzi, ci sono tutti. Come? Cioè, certo, Ragazzi, perché- no, allora, io vi posso dare... Li volete degli spoiler sui personaggi giocabili e chiudiamo? Al momento la mia squadra comprende tutto il cast di Persona 5, più tutti i personaggi del cast di Persona 5 Phantom X che sono stati aggiunti. C'è adesso l'evento crossover con Persona 3 Reload, dove hanno preso... Chi ha giocato a Persona 3 Reload sa che si deve scalare il Tartaro. Hanno preso tutta la scalata. Buona serata, Crash, buon giro col cane. Raga, abbastanza perché Buona non volevo serata. spoiler. Hanno messo la modalità Tartaro come una modalità gratuita da giocare ogni volta che volete, senza pagare niente, e stanno aggiungendo i personaggi di Persona 3 Reload. Ci sono tutti. Na 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 na. Sì, quel livello là. Provatelo, provatelo. Remake di Persona 4? Personaggi di Persona 4? Appena il gioco mi dà la possibilità, apro la gilda pure qui. Io ho una gilda su Persona 5X in Cina che si chiama Bel Paese Italia. Eh sì. Buonanotte a tutti, ragazzi. Ragazzi, grazie. Ci vediamo domani appena possibile. Kojima, sto arrivando. Buonanotte a tutti. Kojima, aspetta.一緒に作るこのステ